senti? Ah, va bene a cavallo della linea? Mi sentite col microfono? Fantastico. Sì, ok. Mi senti? Ok. Va bene, io spero che mi mandino anche gli ospiti però. Perché... Beh, vabbè, me lo porta lui, dai. È lei? Aspetta, quanto manca? Che roba difficile che ha fatto. Ok, tranne Franci. Grande gatto. Ciao. Fuori dall'inquadratura, ok. Ok, allora mi chiedono, porta pazienza, che bella sta cosa, di stare 2 metri in lì e ti chiamo io che entri nell'inquadratura, ok? Ascolta, il presidente loro? Grazie. Aspetta. Ivan, ti ricordi? Ciao? Sai, ascolta, facciamo l'uni, dopo tutto andare per un attimo, ok? Ti faccio un senno magari. Ok, ci siamo? Ok, dammi i secondi dopo. Sigla e basta. Buonasera, buonasera amici sportivi in diretta dal bellissimo impianto di Via Sogare in questa bella serata di fine primavera per il big match di questa giornata del girone B della terza categoria, quello tra Clivense e Vestenanova, il ritorno della giornata numero 12, la 25esima in totale, che si gioca in anticipo come è stato all'andata. Da parte di Luca Corradi un ben ritrovati, anche da parte del mio collega e compagno di telecronache Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Ciao Jacopo. Ciao Luca, buonasera a tutti. Allora, che partita è oggi? Allora, oggi sicuramente è la più tosta di quelle che fino adesso hanno giocato nel ritorno, perché ci aspetta una squadra Vestenanova che è a soli 5 punti dalla Clivense, quindi vorrà rifarsi del 3-0 subito all'andata, e la Clivense viene invece da 2 ottime vittorie e vorrà proseguire in questo senso. Allora, io chiamo subito a me il primo ospite, che è un assente illustre di questa partita, Francesco Gasparato della Clivense, naturalmente. Ciao Francesco, innanzitutto come stai? Ciao Luca, ciao a tutti. Meglio, sto meglio, sono in ripresa, ma però avrò bisogno ancora di 10-15 giorni prima di rientrare, purtroppo. Avrei voglia di farlo subito, ma non si può. Soprattutto in partite così. Soprattutto in partite così, oggi è una partita, come si dice, di cartello. Sappiamo che sarà una partita molto dura, loro sono una squadra ostica da incontrare, però ci siamo preparati bene, siamo concentrati sul nostro obiettivo e sono molto fiducioso. Tra l'altro, se ricordo bene, tu non sei riuscito a giocare nemmeno all'andata, purtroppo. No, quest'anno, se devo essere sincero, non sono riuscito a giocare quasi mai. Però non è un problema, siamo in tanti, ci sono tanti giocatori che possono fare bene, io comunque faccio parte del gruppo, sono sempre presente negli allenamenti, nello spogliatoio, va bene così. Ci dai un'impressione dall'interno dello spogliatoio? Che settimana è stata? Perché insomma tu hai calcato palcoscenici importanti, qua parliamo di terza categoria, però insomma lo scenario è sempre spettacolare, soprattutto qui, e in serale, in turno infrasettimanale, sembra la Champions stasera. Sembra la Champions, è vero, ma poi adesso che facendo i dilettanti così, come hai detto te, terza categoria, il fatto solo di avere la partita in serale, infrasettimana, cioè già ti dà un po' quell'adrenalina in più, no? Quell'attesa bellissima della partita. È stata una settimana un po' corta, perché dalla partita di domenica siamo passati direttamente all'allenamento di ieri sera
che è stato molto veloce, una rifinitura, abbiamo parlato di un po' della partita di oggi. Per cui niente, pronti via, siamo già pronti per questa partita e quasi per la prossima. Sì, perché 3 partite in 7 giorni, qui siamo al professionismo. Ti faccio un'ultima domanda, una tua opinione anche da esperto navigato sui 2 nuovi acquisti che mi sembrano già inseriti, Alessi e Drommi. Sì, uno più dell'altro perché Drommi purtroppo ha subito un infortunio uno dei primi allenamenti appena dopo essere arrivato, e Alessi sì, si è salito molto bene, ha tanta qualità e poi sono comunque 2 bravissimi ragazzi e hanno fatto poca fatica ad inserirsi, anche perché comunque anche il nostro gruppo è un gruppo molto speciale, siamo molto uniti e non c'è nessun problema a far inserire i nuovi arrivati o comunque si convive bene, si sta bene, c'è un bell'ambiente, è molto semplice. E anche questa è la Clivense. Grazie Francesco Gasparato, buon recupero, buon rientro. Allora Jacopo, adesso avremo anche altri ospiti, non so se riusciamo ad andare avanti per la presentazione di questa gara che vede la Clivense, abbiamo detto prima in classifica, contro il Vestenanova che è terzo a 5 punti e è una squadra da trasferta il Vestenanova. Esatto, squadra da trasferta perché appunto fuori casa ha vinto 7 volte e ha pareggiato una volta, non ha mai perso. Allora, 2 volte, ti correggo, ne parliamo proprio con il presidente Ivan Cerato, sono molto contento di averti qui Ivan, benvenuto. Piacere mio, buonasera a tutti, buonasera. Allora, 122 km tra andata e ritorno, al mercoledì sera, infrasettimana, sembra una cosa da professionisti. Sì, è sicuramente una bella avventura, però diciamo che queste partite sono quelle cose che poi, dico sempre, sono le soddisfazioni, queste sono le soddisfazioni che ti ritrovi nel fare le cose fatte bene, e stasera per noi è quasi un sogno giocare in un campo così, visto quello che noi abbiamo, insomma abbiamo un campetto del piccolo paesino nostro, per noi viviamo un sogno. Il mister diceva questa sera appunto godetevi la serata, che è la cosa più importante. Indipendentemente dal risultato, come andrà, l'importante per tutti, in primis per i giocatori che si trovano a giocare contro la Clivense, che comunque sappiamo, ok, e anche per noi e per il pubblico stesso di vedere una partita, di assaporare, di gustarci una partita, di vedere, speriamo, tante belle cose. Io sono amante delle belle cose, del bel gioco, dei gesti tecnici, speriamo di vedere tutte queste cose, insomma. Senti, all'andata fu altrettanto spettacolare perché il vostro, come lo hai definito, piccolo e bel paesino, però fu praticamente lo scenario di una festa, cioè c'erano un sacco di persone, di colori, una tifoseria, quella vostra, che era assolutamente all'altezza di una come quella della Clivense, che ha comunque trascorsi recenti tra i professionisti, e quindi fu veramente una serata un pomeriggio pazzesco. Sì, e come ho detto anche quando ci siamo visti all'andata, noi abbiamo vissuto questa partita proprio come una festa, okay? Il paese l'ha sentita come una festa e di conseguenza ci siamo comportati. Era già una settimana che tutti ne parlavano, entravo in banca, i banchieri mi dicevano e ringrazio il nostro sponsor, il nostro principale sponsor, c'è la partita, giocate contro la Clivense, che bella cosa, quindi c'era proprio questo fermento nel paesino. Avete visto, ci saremmo stati, dico senza esagerare, 800 persone, insomma, spanne così, ecco, quindi è stata una bella cosa. Ti faccio un'ultima domanda, poi ti ringrazio. Comunque voi siete una squadra che fuori casa è uno schiacciasassi, 7 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, come ti spieghi sta roba qua? Ma è anche questo proprio, l'ha detto il mister prima nel discorso di pre-partita, non lo so sinceramente, non lo so, forse siamo più rilassati, non lo so, forse, no, ti dico sinceramente non lo so, sono proprio curioso di vedere oggi però in un campo grande così, visto che noi siamo abituati in un campetto piccolo, ok, se continuiamo con questo trend oppure ci fermiamo, speriamo di no. Magari chissà la grande identità che avete, no, a livello di gruppo, che viene fuori proprio quando siete in terra straniera, diciamolo così. Sì, diciamo, hai azzeccato, identità di gruppo, bellissime parole. Sì. Allora, buona serata, buon divertimento e buona fortuna, grazie a Ivan Cerato, presidente del Vestenanova. Andiamo un attimo in spot e torniamo con un altro ospite. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming.
Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Di nuovo in onda, amici sportivi, in diretta dallo stadio Olivieri di Via Sogare nel pre-partita di Clivense Vestenanova, questa meravigliosa serata di fine primavera che mette in palio punti pesantissimi per il vertice del girone B di terza categoria. Parliamo con Walter Maggiotto, dirigente accompagnatore della Clivense. Ciao Walter, benvenuto. Ciao, grazie, ciao, buonasera a tutti. Allora, inutile continuare a negarlo, queste sono le partite che valgono i campionati. Sì, queste sono le partite che contano doppio e che valgono 6 punti. È ovvio che i ragazzi vanno in campo sempre per vincere, sono concentratissimi e dopo vittoria chiaramente il morale è alto e anche questa sera speriamo di fare risultato, così distanzieremo anche il Vestenanova, che è una buonissima squadra, pratica un bel calcio e visto il girone d'andata assieme a qualcun altro si è dimostrata una delle migliori. Lo ha dimostrato anche nella partita di andata, che perse con un risultato abbastanza severo rispetto alla prestazione. Ricordo che sbagliò anche un rigore sullo 0-1. Esatto, sì, però ogni partita fa storia a sé, perciò nel calcio ci sta. E comunque l'abbiamo detto più volte in queste due partite anche Jacopo, una squadra che fuori casa viaggia, no? Sì, una squadra ostica che quindi si aggiunge alla Virtus e al Borgo come le pretendenti al primo posto, quindi sono lì agganciate. Sì, senza nulla togliere ovviamente alle altre squadre, diciamo che in lizza per il primo posto ci siamo noi ovviamente, poi appunto il Borgo San Pangrazio, il Vestenanova e la Virtus. Le altre sono, direi, un gradino sotto, però comunque più di qualche squadra ci ha messo anche in difficoltà. Forse magari perché l'hai preso un attimino, non dico sotto gamba, però con il pensiero che prima o dopo la partita si sblocca, insomma. E dopo è ovvio che ogni partita fa storia a sé e non c'è nessuna partita facile. Hai anche tu l'impressione che gli avversari giochino con più mordente contro la Clivense? Questo senz'altro, è fuori di dubbio che anche se giochi con l'ultima in classifica, giocano a 1000 per la soddisfazione di battere la prima in classifica. Chiaramente noi abbiamo gli stimoli sempre per la vittoria, questo è chiaro, però è ovvio che anche le altre squadre, incontrando la Clivense, sono carichissimi. Un'ultima domanda, naturalmente voi fate la vostra strada, il vostro percorso anche perché potete permettervelo, vista la classifica e il vantaggio. Che settimana è stata e che tipo di ambiente respiri tu? L'ambiente è ottimo, il morale è alto, è chiaro che con le ultime prestazioni ti dà ancora più fiducia e ovviamente tutti noi, staff e giocatori, abbiamo un chiodo fisso di vincere il campionato.
Beh, direi che più chiari di così non si può. Grazie allora Walter Maggiotto, buona serata, a dopo, buona partita. Allora Jacopo, proseguiamo noi, c'è un altro ospite se riusciamo ad accalappiarlo, perché credo che valga la pena presentare questa persona che sta arrivando. Eccola qui, a cui chiediamo anche, ciao, di togliere la maschera, visto che non abbiamo spesso, no, delle ospiti anche all'interno di questo mondo del calcio, sempre pieno di maschi, anche qualche ragazza. Allora, Maddalena Zamboni, pensate, è la social media manager della Clivense, quindi anche un ruolo molto delicato, sappiamo quanto delicato, soprattutto appunto alla luce di quello che è successo, e vi diciamo anche in tempo reale che, adesso non so da quando, se da ieri, finalmente è già risolto per la seconda volta in poche settimane, in pochi mesi, anche questo secondo bug della pagina Facebook della Clivense. Ci vuoi raccontare un po' cosa succede? Succede che evidentemente dopo delle segnalazioni l'algoritmo di Facebook, per prevenire, insomma, ha deciso di oscurare la nostra pagina. Ovviamente mi sono attivata subito mandando la segnalazione, il ricorso comunque, perché si può fare per fortuna, e dopo varie mail e telefonate siamo riusciti a ripristinare la nostra pagina. Senti, una curiosità, ma che cosa ti rispondono? Sono molto vaghi, generici. Non ti dicono che hai violato le normative della piattaforma, quando in realtà non è proprio così, nel senso che noi siamo sempre stati attenti a condividere contenuti comunque di valore e comunque informazioni relative alla squadra, ai ragazzi e proprio al mondo della Clivense, ecco. Allora, raccontaci un po' e parliamo di questi contenuti, perché ne avete a bizzeffe, li state continuamente arricchendo, implementando, ampliando. Noi siamo anche, Jacopo, parte attiva e diciamo coinvolta di questo bel processo che avete in pratica messo in piedi dall'inizio dell'anno, però da zero, ed è nato da zero e poi è cresciuto un po' alla volta. Sì. Praticamente è partito con Instagram e Facebook col discorso dei provini a inizio settembre, e dopo da lì c'è stata tutta l'evoluzione ovviamente in corsa, e stiamo andando avanti con vari social e stiamo lavorando anche per il futuro, insomma. Ci sono tanti tifosi che seguono sempre allo stadio, ma molti di più che seguono da remoto. Magari non so se tu puoi dirci qualcosa a livello di numeri, anche forse dall'estero addirittura. Dall'estero sicuramente, ci seguono dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Indonesia, dall'America del Sud, quindi insomma da tutto il mondo alla fine. Sì. Incredibile, la Clivense all over the world, Jacopo. Dovremmo imparare a fare i saluti anche in spagnolo, tedesco, francese. Te ne occuperai te, va bene? Dove sta il problema? Non c'è problema. Allora, grazie Maddalena Zamboni, complimenti, e vieni a trovarci ancora, perché il tuo ruolo è molto importante e delicato, e poi permette di dare la visibilità, mi permetto di dire, non solo alla Clivense, ma anche a un mondo. Ci hanno chiesto e raccontato molti dirigenti delle altre squadre, abbiamo visto anche Ivan Cerato prima per il Vestananova, quello della terza categoria, che chiaramente è la base della piramide e quindi spesso è dietro ai riflettori. E soprattutto sono utili per fare proprio comunità con i nostri tifosi, quindi avere un dialogo proprio aperto, ecco, e diretto. Cosa vi chiedono? Quando giocherà Sergio, il merchandising, informazioni varie, insomma un po' generiche proprio sul nostro mondo, ecco. E a proposito del merchandising, siamo sempre sul pezzo qui, no? Da una decina di giorni, mi pare, dalla precedente partita interna, quella con lo Zai Golosine, è attivo il punto vendita gestito dalla gentile Micaela. Esatto. Sì, lì si possono trovare ovviamente tutte le maglie da gioco della gara, le felpe, le tazze, tutto il vario merchandising che stiamo realizzando ad hoc. In tempo realissimo, perché pensate, è stata una richiesta che i tifosi hanno fatto direttamente anche alla società, proprio pressando, domandando ma quando arriva questo momento delle felpe, dei gadget e tutto. L'hanno chiesto in una conferenza stampa di pochi giorni prima dell'apertura del vostro negozio. Esatto, sì, l'hanno chiesto e noi ci stiamo attivando per soddisfare tutte le richieste. Beh, senti Maddalena, non so se siamo io e Jacopo, però ci avevano detto che parlavi poco, ti sei divertita? Sì, mi piace stare dietro le telecamere, ecco. E oggi ti è toccato davanti. Grazie allora Maddalena Zamboni, buon lavoro, complimenti per un lavoro davvero molto delicato e importante. Ringraziamo
anche Damiano Beltotto, che è l'addetto stampa della Clivense, che sempre ci assiste sia in casa che in trasferta con questo bel carrozzone della Clivense. Jacopo, veniamo anche al campo di gioco. Tra poco daremo anche le formazioni, la line up, così come si chiama, anche magari con l'aiuto della grafica dopo essere tornati in cabina di regia. Allora c'è il Vestenanova, abbiamo detto, poi ci sono anche la Virtus e il San Pancrazio che sono qui dietro. Ormai si entra nella parte calda qua del campionato. Sì, la Clivense deve guardarsi alle spalle perché anche le altre corrono e come, quindi soprattutto stasera il primo scontro, diciamo, diretto che la Clivense deve affrontare, è chiamata a fare il risultato, perché poi, come diceva anche Walter, queste partite valgono doppio, valgono 6 punti in caso di vittoria, quindi a maggior ragione stasera è ancora più importante. Tra l'altro andiamo a vedere le partite di giornata e di serata: Corbiolo Virtus Verona United, Edera Crezi, Soave San Zeno, Arena Borgo San Pancrazio, Zaigo Losini Atletico Squarà. Una buona squadra anche l'Atletico, dobbiamo dire, l'abbiamo vista qui all'Olivieri. Il turno di riposo è del Pozzo. Diciamo 2 parole anche sul Pozzo, perché qualcosa ha cambiato evidentemente dopo quella girone di andata, insomma, in cui era quasi fuori classifica. Ha ricominciato l'anno nuovo perdendo 2 partite di misura, ma soprattutto poi andando a vincere nella busa dell'Edera la settimana scorsa. Sì, bisogna stare attenti anche a quelle squadre che in partenza si possono dare per spacciate, ma lo stesso Vestenanova ha perso contro lo Zaigo Losine, quindi un risultato inaspettato, ma che alla fine sono quei punti che fanno la differenza. Bene, allora noi adesso rientriamo pian piano in cabina di regia, così riusciamo a darvi la line up e tutte le informazioni per continuare questo pre-partita di Clivense Vestenanova. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Di nuovo in onda, amici sportivi, dallo stadio Olivieri di Via Sogare per il prepartita di Clivense Vestenanova. Vi lanciamo le due interviste realizzate nel prepartita ai due allenatori, Riccardo Allegretti per la Clivense e Moreno Beltrame per il Vestenanova. Ciao mister, partita difficile stasera? Sicuramente sì, una partita complicata contro una squadra forte e quindi speriamo di portare a casa i 3 punti, che è la cosa che ci interessa. Poi una notturna, a memoria la prima o la seconda, questo potrebbe influire? Ma no, ci alleniamo sempre comunque a quest'ora, loro la stessa cosa, perciò non credo, anzi rispetto a dove ci alleniamo l'illuminazione qua è bella, è bello giocare e quindi mi auguro che venga fuori una bella partita. Ho visto i ragazzi un po' frizzanti, sentono la partita. Ma la posta in palio è alta, sappiamo appunto di affrontare una squadra forte, quindi c'è la giusta attenzione, mi auguro che non sfoci poi in eccessivo nervosismo, perché è la cosa che in questo momento non ci serve. Grazie. Mister, partita difficile stasera? Direi proprio di sì, contro una squadra che ha poco a che fare, credo, con il nostro campionato. Come l'avete preparata? Ma come una partita normale, anzi, essendo turno infrasettimanale, abbiamo lavorato fino a pochi minuti fa, diciamo, quindi come sempre, nulla di, anzi la viviamo come un'esperienza, come un premio per il lavoro, insomma, che stiamo facendo, anche perché alla fine è una partita che conta, vuol dire che stiamo facendo bene, stiamo lavorando bene. Senti, all'andata a casa vostra c'era un grandissimo tifo da parte vostra, anche da parte della Clivense, non so se questa sera vi seguiranno, perché ovviamente turno infrasettimanale e anche la lontananza, pensi che un po' vi mancherà? Beh, sicuramente noi in casa nostra siamo più a nostro agio, diciamo, il campetto piccolo con il pubblico che si fa sentire. Qua ovviamente anche solo vedere l'impianto di illuminazione per noi è una roba a cui non siamo abituati, insomma. Comunque vediamo, non lo so, sinceramente non so neanche quanta gente ci segua, se ci sarà, non lo so, insomma, no, noi abbiamo preparato la partita normalmente senza particolari problemi, insomma. Grazie, in bocca al lupo. Infrasettimana di sera, sotto i riflettori, al vertice della classifica, scenario spettacolare, quello del big match di giornata oggi nel girone B di terza categoria, la prima contro la terza, divise da 60 km ma anche da soli 5 punti. Capolista in fuga la squadra di Allegretti a +4 sul San Pancrazio, è fresca dai netti 6-0 sul Golosine e 4-0 sul Soave. Più che in forma però anche i biancoverdi di Beltrame, semplicemente impressionanti in trasferta. Qui hanno messo insieme 23 dei loro 36 punti, grazie a 7 vittorie, 2 pareggi e 0-0 sconfitte. Amici del calcio dilettantistico, benvenuti allo stadio Olivieri di Via Sogare, benvenuti a Clivense Vestenanova, benvenuti da Luca Corradi. Do il benvenuto tra l'altro anche al mio compagno di telecronache, che è naturalmente Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Ciao Luca e buonasera a tutti. Allora, subito in tempo reale la line-up, quindi le formazioni delle due squadre, come stanno anche raccontando al microfono dell'impianto Olivieri. La Clivense in campo con Pavoni tra i pali, poi De Pani, Motta, Facciolo e Latimi tenuti. Memedi, Castellucci, Inzerauto, Alessi e Vitale. Dunque una sorta di doppio play, a meno che Facciolo non giochi diciamo in difesa, al centro della difesa. Poi in panchina con Allegretti ci sono Squizzi, Vallese, Olivieri, Pasinato, grande escluso tra virgolette o risparmiato a sorpresa visto il grande periodo di forma con i 3 gol nelle ultime 2 partite, Cavallaro, Drommi, De Martis, Davì e Braga. Risponde il Vestenanova di mister Moreno Beltrame con Pianetti tra i pali, Carradore, Pagani, Ferrari, Melchiori, Cengia, Confente, Fabbrini, Oresti, Damini e Zonin. In panchina il secondo portiere Agresti, poi ci sono Perazzolo, Grimaldi, Munaretti, Ambrosi, Presti Filippo, Tomiozzo, Camponogara e Soave. Una formazione relativamente datata, nel senso che sono tutti dei primi anni 90 con qualche 2000, sicuramente un'età media insomma un po' più alta rispetto a quella della categoria e anche magari a quella della Clivense, anche se oggi mister Allegretti, Jacopo, schiera l'artiglieria pesante sul fronte esperienza con Facciolo, con Tenuti, con Vitale.
Sì, esatto Luca, vediamo subito una novità nella formazione di Allegretti. Manca il trequartista, ovvero come dicevi sia Pasinato che De Marti si siedono in panchina, quindi avremo naturalmente l'attacco leggero formato da Mehmet Inzerauto, ma siamo curiosi di vedere come si schiereranno dietro, perché a centrocampo sicuramente ci saranno Alessi, Castellucci, Vitale che rientra dal primo minuto dopo aver riposato domenica, e probabilmente anche Facciolo, perché in difesa dovrebbero schierarsi De Pani e Motta laterali e in mezzo è la Timi Tenuti, quindi potrebbe essere una sorta di 4-4-2. Allora, abbiamo naturalmente fatto un bel e ampio prepartita in serale, in notturna, in infrasettimana, insomma oggi siamo un po' la Champions, diciamo così scherzando, no? Della terza categoria, esattamente con la musichetta. Vi ricordiamo anche dove e con chi e grazie a chi andiamo in onda, naturalmente sui canali YouTube di Avelia e della Clivense e in streaming su radioadige.tv. Grazie a chi? Alla squadra Avelia con Andrea Colognese in regia e gli operatori Alex Veronese e Pablo Tarocco. Naturalmente c'è anche la possibilità di parlare dell'andata, ma ci pensiamo dopo. Prima un super spot. Stanno per entrare in campo, amici sportivi, la Clivense e il Vestenanova, la prima contro la terza, divise da 5 punti all'andata. Fu una partita molto più bella ed equilibrata di quanto non dica poi il risultato finale di 0-3 per la squadra di Allegretti, una partita che vide la Clivense subito in vantaggio praticamente al secondo minuto, addirittura pensate con un contropiede su calcio d'angolo a sfavore, contropiede finalizzato dal solito Inzerauto. Poi il Vestenanova mise a dura prova la difesa della Clivense e anche il centrocampo, perché fu davvero una sorta di battaglia sportiva molto equilibrata, e poi sbagliò pure un rigore ben parato da Pavoni, e nel finale a metà ripresa segnò Olivieri e poi solo nel recupero Anastasi di testa su corner. Quindi dobbiamo dire, Jacopo, che fu davvero una bella gara equilibrata e che disse anche molto sulla forza di entrambe le squadre. Sì, è una gara molto sentita dalla tifoseria anche locale. Mi ricordo appunto quella trasferta dove comunque i tifosi del Vestenanova hanno incitato per tutta la partita i propri giocatori, quindi un po' come succede con i Northside qua da noi e anche in trasferta, quindi due tifoserie molto calde, e lo stesso poi si è visto in campo, dove comunque abbiamo visto una bella partita. La Clivense, come abbiamo detto, ha 41 punti, ne ha vinte 13, ne ha pareggiate 2 e ha perso qui con il San Pancrazio, ha segnato pensate 50 gol e ne ha subiti solo 5, miglior difesa di categoria. Viene da un praticamente 10-0 totale, no? Tra Zai, Golosine e Soave, i 4 gol segnati solo 3 giorni fa sul bel campo comunale della società del presidente Del Pra, e poi riuscì appunto a riportarsi a più 4, è riuscito a riportarsi a più 4 sul San Pancrazio grazie al pareggio che aveva fatto a Corbiolo appunto la squadra del Porto. Il Vestenanova è una squadra pazzesca che fuori casa ha fatto 23 punti su 36 che ha in totale, abbiamo detto più volte, 7 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, 19 gol fatti e 5 subiti in queste 9 trasferte, e tra l'altro ultimamente viene anche da 3 vittorie, ha avuto un passo falso in casa con il Golosine nell'avvio del 2022 a metà febbraio, perdendo per 2-1, poi ne ha vinte 3 di fila, ha vinto 1-0 anch'essa a Soave, poi ha vinto nettamente 5-1 con l'Edera e poi ha vinto 1-2 in casa del Crezzi. Gioco di luci, tutto pronto, grande spettacolo e tamburi e battito di mani della Norsai 94 per l'ingresso in campo delle squadre. Eccole qui con una maglia davvero molto bella, quella del Vestenanova, che contrariamente ai colori sociali bianco e verdi oggi schiera questa divisa gialla e blu, e la Clivense risponde con la casacca amaranto. Davvero un grande spettacolo anche sulle note dei Queen, con giochi di luce
insomma veramente una serata speciale all'impianto di via Sogare con, l'abbiamo detto più volte, molto in palio sia sul piano della classifica sia sul piano del prestigio, perché anche il Vestenanova ha già ben figurato all'andata, come abbiamo detto ha avuto un risultato un po' severo, un po' pesante, e oggi, come ci ha raccontato il presidente Ivan Cerato in prepartita, ci tiene a divertirsi. D'altronde, Jacopo, sono tra andata e ritorno più di 120 km a infrasettimana di mercoledì sera. Eh sì, me ne ricordo l'andata, tutti questi chilometri per andare a vedere la partita, quindi un po' li capisco. Era Halloween, se non sbaglio, era il 30 ottobre, quindi anche quello un giorno speciale. Ricordo che erano le ultime giornate, no, in cui c'era un sole fino alle 4, 4 e mezza. Quando è finita la partita noi abbiamo detto che bella giornata, stava arrivando l'aria frizzantina e siamo scappati via da quell'altura. Siamo a più di 500 metri sul livello del mare. Sì, infatti c'è più caldo stasera che là appunto durante quella partita. E siamo praticamente a metà marzo. Tutto pronto per l'avvio di questa gara, che vede la Clivense adesso nella consueta e tradizionale posa fotografica sotto la Norsai 94, mentre il Vestenanova è già pronto con tanto di pallone sul dischetto del centrocampo. Quindi sarà la squadra ospite a battere l'avvio di questa gara. Ricordiamo che si tratta della 25esima giornata, un anticipo della 12esima di ritorno. Le altre gare sono Corbiolo Virtus, Edera Crezi, Soave San Zeno, Arena San Pancrazio e Zai Golosine. Atletico Squara, l'arbitro è il signor Alberto Marchi della sezione di Verona, che sta adesso effettuando gli ultimi controlli. Si accendono le luci. Tutto pronto. Al ritmo dei tamburi si comincia, amici sportivi. Buona Clivense, Vestenanova a tutti. Primo pallone, come detto, di colore ospite, con il bel tentativo di stop a seguire da parte di Zonin. Due contrasti già effettuati con giocatori a terra. Attenzione, Inzerauto, subito pericoloso, area di rigore, in due su di lui la deviazione, palla tra le braccia di Pianetti e già qualche prima minima indicazione tattica. Sì, Inzerauto come al solito parte con la sua velocità in profondità e qua si è subito fatto vedere pericoloso. Ci aveva messo meno di 120 secondi all'andata per far male al Vestenanova. E già però, Jacopo, da queste prime battute vediamo che la squadra ospite insomma è venuta qui con l'idea di provare a giocarsela, ne ha ben donde chiaramente, vista la propria forza e la propria classifica, e quindi magari, anche perché poi andando a vincere oggi riapri veramente il campionato anche per te stessa, no? Passando da meno 5 a meno 2. Eh sì, si riaprirebbe un po' tutto quanto, sia appunto per il Vestenanova stesso, sia per le altre. Bisogna poi vedere i risultati. E poi, come diceva il presidente, siamo curiosi di vedere come giocherà noi ospiti in un campo molto più grande, molto più largo rispetto appunto al loro campo di casa, che era molto invece più ristretto. Una squadra fortissima in trasferta contro però una squadra fortissima anche in casa, come la Clivense, che qui ha perso l'unica partita del suo campionato, ricorderete, contro il San Pancrazio in quel rocambolesco 1-2 di fine anno, e tra l'altro quindi ha anche voglia di rivincita per regalare ai propri tifosi una vittoria in un big match, visto che poi l'altra partita e l'altra squadra diciamo in lizza, cioè la Virtus ha ospitato invece la Clivense, la squadra di Allegretti, che ha giocato là al Gavagnino Cini e ha impattato in uno 0-0, tra l'altro anche parecchio difficile, che la vide costretta a tenere botta in uno in meno negli ultimi 20 minuti di fronte ai bravi e giovani ragazzi borgoveneziani. Attacca ancora il Vestenanova, si gioca da poco più di 2 minuti, siamo sempre stati da questa parte finora. Con le mani Pagani, Castellucci, tunnel ma viene attorniato da 3 giocatori, rimpallo favorevole, buono il corridoio per Alessi, attenzione al contropiede, Alessi porta avanti il pallone, sulla sinistra c'è libero Inzerauto, eccolo servito, limite dell'area, cerca la palla sul destro, la deviazione, palla che resta lì, Memedi non ci arriva e Pianetti la fa sua, ancora una volta un contropiede, ancora una volta un pericolo, ancora una volta Inzerauto.
Sì, qua bellissima la progressione di Alessi, che ha trovato un sacco di spazio davanti a sé e ha servito Inzerauto, ma abbiamo visto quindi da queste prime battute quindi come si va a schierare la Clivense, con Facciolo che fa un po' il play come fa ultimamente davanti alla difesa, e in una sorta di rombo alla sua destra Castellucci, a sinistra Vitale, e un po' da trequartista, attenzione al destro al volo di Oresti, che è il bomber della squadra ospite con 7 reti. Anche il Vestenanova è una piccola cooperativa del gol con 14 marcatori diversi. Oresti è appunto il migliore con 7 gol dei 34 messi a segno finora dalla squadra di Moreno Beltrame. Rinvio di Pavoni con Vestenanova alto in situazione di pressing, chiamato proprio dal suo bomber Daniele Oresti, numero 9, classe 95. Rinvio di Tenuti, sponda all'indietro del solito e mobilissimo Inzerauto sul corridoio di destra, prova a salire De Pani, stoppato in fallo laterale da Dario Damini. Cerca compagni liberi De Pani, sembra molto ben messa in campo la squadra ospite. Perde infatti il pallone la Clivense. Oresti all'indietro, deve difendere il pallone, Cengia, lo fa in maniera egregia, poi chiama a salire sulla destra Carradore, verticale un po' a vuoto, Tenuti riesce comunque a sporcare il pallone, Facciolo non trova compagni, gli va anche bene perché poteva innescare sulla sinistra il numero 11 Zonin. Dato un po' troppo a memoria qua, però De Pani non era salito. Scambio ancora tra Pagani e Oresti, poi lo stesso Pagani direttamente tra le mani di Pavoni, solito rilancio immediato con palla colpita con l'esterno a girare altissima. Castellucci, controllo e stop volante, pallone perso però, rimedia Tenuti. Ecco il primo pallone di Motta, che non ha giocato la partita scorsa, era squalificato. Prova a ripartire il Vestenanova, errore però, Alessi sbaglia anche lui. Ferrari, ottima la personalità del Vestenanova, che prova sempre a giocare il pallone. Carradore qui viene rintuzzato in fallo laterale da Inzerauto, che come sempre è il primo difensore della Clivense. Vitale, sia Vitale che Castellucci hanno riposato lo scorso turno. Castellucci comunque anche lui è sempre tra i titolarissimi, quindi li ha preservati, possiamo dire, Allegretti per questo match importante. E Alessi, che fa il centrocampista più offensivo dei suoi, perché è lui che si va a schierare dietro le due punte. Bello il tentativo di 1-2 tra Zonin e Confente, non si è perfezionato sull'attacco destro della squadra lessinese. Castellucci stavolta rinvia senza rischiare, trova Inzerauto, buono lo stop ma viene subito fermato da Melchiori. Vitale trova Memedi, Alessi tocca prima lui il pallone, quindi è fallo. Bello anche questo gesto, sottolineiamolo, di sportività con il numero 6 Cengia. Partita, come detto, che ha molto in palio, ma che comunque anche all'andata, ricordiamo, fu molto corretta. Pallone per il portiere, che è mancino, riesce in qualche modo comunque a servire il compagno di squadra. E la Timi torna da Pavoni, qui praticamente con 3 attaccanti quasi il Vestenanova, tutti alti. Oresti, Damini e Zonin. Lancio di Tenuti, fantastico per Vallese, che però deve dribblare anche l'arbitro, operazione fallita. Sì. Confente, altro tentativo di verticale, Tenuti alla peggio, attenzione, qui c'è fuorigioco, forse si va avanti, attenzione a De Pani, sembrava fuorigioco qui. Sì, l'azione invece è stata comunque fermata da De Pani, che ha fatto la diagonale perfetta. Sì, lì, perché se avesse tirato probabilmente era colpo sicuro, ma attenzione Inzerauto, c'è Memedi libero, Inzerauto può andare da solo, Inzerauto va sul sinistro, Inzerauto, prima occasione vera della partita al minuto 8. Sempre la firma di Kevin Inzerauto in contropiede.
e chi se non lui, e dopo quasi un gol subito che appunto per fortuna della Clivense De Pani ha chiuso tutto. Qui Inzerauto aveva scartato bene il difensore, però ha trovato un tiro centrale che non ha impensierito Pianetti. Una bella azione qui da entrambe le parti, con l'occasione per il Vestenanova e poi il contropiede di Inzerauto non fruttato. Calcio di punizione stavolta fischiato da Marchi. Battuto corto. Cengia. Palla in avanti. Castellucci perde il primo contrasto, poi vince il secondo. Ne esce bene grazie anche a Facciolo. Palla in avanti. Intervento provvidenziale di Pagani, così come quello di Tenuti. Cerca subito la verticale, un po' precipitoso qui il numero 6 della Clivense, ancora lui però a rimbalzare il pallone. Terza volta di fila, Vallese si gira benissimo, guadagna qualche metro. Bello poi l'1-2 con Alessi e Vitale. Attenzione al vice capitano della Clivense che va da Inzerauto, in due su di lui, palla sul destro con la testa Ferrari messa fuori. Zonin non riesce a controllare, può provare a ripartire la Clivense, che deve anche lasciar passare la sfuriata iniziale del Vestena, partito molto forte. Messo giù qui ancora Oresti, la spallata di Elatimi sufficiente a far perdere al numero 9 l'equilibrio. Altro fischio da parte di Marchi, e a incaricarsi della battuta stavolta è il numero 4 Ferrari. Palla morbida ancora per Oresti, riesce in uno stop difficile di petto e poi in mezzo a due a servire anche un compagno. Batti e ribatti, si va da Pavoni che però rischia il calcio d'angolo. Tutto regolare. Attenzione anche a Tenuti, l'errore e poi la parata ancora di Pavoni, palla che resta lì, occasione colossale, ma che pasticcio stava combinando Tenuti. Qui attenzione, abbiamo visto un errore dopo l'altro, prima Pavoni che praticamente aveva portato la palla fuori dalla linea, e poi Tenuti che ha regalato qui un'occasione d'oro, però Pavoni si è riscattato per fortuna della Clivense con una super parata tu per tu. Occasione pazzesca per andare in vantaggio da parte del Vestenanova su una doppia leggerezza, prima quella di Pavoni che aveva sbagliato e forse anche causato il calcio d'angolo. C'è un giallo nel frattempo, mi sembra il numero 6 per una trattenuta, si tratta di Cengia. Dicevamo l'errore poi di Tenuti che ha messo in campo e in gioco praticamente due attaccanti del Vestena. È stato Zonin ad avere sul destro la palla dello 0-1, cestinato grazie anche all'intervento di Pavoni, non battuto benissimo comunque il destro dell'attaccante in maglia giallo-blu. Si resta sullo 0-0, la partita è comunque viva, piacevole, siamo al 12°, rinvio di Elatimi, saltano a vuoto in due, arriva Memedi, Facciolo prova a mettere ordine, trova Alessi, ancora Facciolo, la verticale non funziona, anticipato Memedi, Elatimi in anticipo netto ancora su Zonin, Facciolo di prima, troppo precipitoso qui il capitano. Oresti sembra in partita anche molto volenteroso, grazie alla collaborazione anche con i due compagni di reparto, Damini, Zonin. Squadra viva il Vestenanova. Sì, era da un po' che non vedevamo parate importanti da parte di Pavoni, no? Di solito è abituato a essere chiamato poco in causa. Occhio a Memedi, ha la palla sul destro, potrebbe anche calciare, se la porta sul fondo, cerca il traversone, deviazione
calcio d'angolo per il tocco da parte di Melchiori, anche qualche timida protesta per un tocco di mano, l'arbitro era lì vicino e ha optato per il tiro dalla bandierina di cui va a incaricarsi come sempre capitano Facciolo con il destro a uscire. Vedremo se qui i centrali, in particolare tenuti, si riscatterà l'errore di prima. Anche il Latimi minaccioso verso il dischetto del rigore. Palla alta sul secondo palo, colpita di testa da Oresti che va anche sulla stessa ribattuta e costringe all'errore Motta. Importante anche in fase difensiva il numero 9 della squadra di Beltrame, che finora può essere senz'altro soddisfatto dell'approccio dei suoi. Non abbiamo visto tante squadre venire all'Olivieri con questo tipo di atteggiamento, di personalità, di voglia. Attenzione al passaggio per Memedi, palla sul destro, deviazione, ancora Memedi. Stavolta con il sinistro, dall'altra parte Vitale riesce a stoppare il pallone. Motta viene sul destro, slalom, limite dell'area, torna da Vitale, il pallone sul sinistro, fermato in maniera eccellente da parte di Carradore, che poi subisce forse fallo. Non è di questo avviso l'arbitro, palla in mezzo, deviazione, un po' di confusione, alla fine se la ritrova tra le mani Pianetti. Si difende anche bene il Vestina, l'abbiamo detto, una squadra che soprattutto fuori casa ha preso 5 gol in 9 partite, quindi sa come si fa. Questo è l'atteggiamento giusto. Attenzione qui un po' il rinvio sbagliato, ma recupera subito palla il Vestina Nova. Scambio ancora tra Zonin e Oresti, alla fine tenuti va da Pavoni. Rinvio dalle parti di Alessi, problemi di stop, nemmeno Memedi riesce a impossessarsi del pallone, rimedia lo stesso Alessi, arriva anche Castellucci con l'esterno destro a cercare Inzerauto, che è sicuramente più veloce di Carradore. Prima finta, pallone troppo lungo stavolta, qui ha chiesto troppo a se stesso il mini bomber Lombardo. Finito il campo, sì, però l'importanza di avere più uomini con una buona tecnica a tre piedi come Castellucci, Facciolo e Vitale, che lì a centrocampo sicuramente sanno come far girare la squadra. Il sinistro di Pianetti sulla linea di centrocampo, Motta, doppio contrasto, Carradore invio a cercare il numero 10 anticipato molto bene dai Latimi. Si fa male probabilmente qui il giocatore. Si è fatto male qui, chiede addirittura il cambio, problemi al ginocchio, attenzione che si prosegue. Il pallone, forse. Il Latimi non se n'è accorto, forse palla che per fortuna finisce tra le braccia di Pianetti. C'è un problema grave purtroppo qui, crediamo al ginocchio, quindi inutile il tentativo di Crampi, anche qualche gesto abbastanza di rabbia da parte di Dario Damini, giocatore classe 88, purtroppo sfortunato e sarà costretto ad uscire dal campo dopo poco più di un quarto d'ora di gioco. Ci auguriamo niente di grave, ma probabilmente un movimento del ginocchio molto doloroso, quindi obbligato a lasciare il campo. Dovrà entrare a freddo allora qualcuno dalla panchina, senz'altro nessuno è pronto a entrare al 10° minuto del primo tempo. Si rialza almeno con le proprie gambe, qui viene aiutato dallo staff, però accompagnato direttamente nel tunnel degli spogliatoi sotto la nostra postazione, e anche qualche applauso molto sportivo da parte del pubblico, non numerosissimo stasera, però considerando che siamo alle 9 di un mercoledì e insomma è pur sempre vero una gara di terza categoria con la Champions in TV, ce ne sono persone qui oggi all'Olivieri e vanno comunque sicuramente apprezzate e applaudite. La passione non ha categoria, la passione non ha colori e nemmeno la sportività, infatti gli applausi arrivano da tutti i tifosi. Nel frattempo si può anche riprendere il gioco con il solito sinistro di Filippo Pianetti. De Pani praticamente in groppa a Confente in maniera irregolare, dice Marchi che era a 2 passi, guadagna anche qualche metro qui per la ribattuta del Vestina Nova. Ha fischiato però
Marchi, perché c'è prima da effettuare il cambio, perché il Vestenanova per qualche secondo ha giocato in 10. Entra il numero, vediamo un po', 18 Mattia Tomiozzo, classe 97. Quindi vediamo se va a prendere il posto di Damini, che comunque lo vediamo qui sotto, è zoppicante ma almeno è sulle proprie gambe. Sembrava in un primo momento un problema molto più grave. Gli auguriamo di cavarsela in poco tempo, naturalmente. Pallone ripreso sinistro in mezzo con Pavoni, che deve anticipare proprio il nuovo entrato Tomiozzo. Ha già rilanciato Motta, che si è già fatto metà campo da solo, palla al piede, palla sul sinistro, in avanti per Memedi, troppo lunga, è molto più alto e anche ben preparato. Ancora? Attenzione a Memedi, destro, Memedi si divora l'1-0 al 19esimo. Qui era praticamente da solo davanti al portiere, ha aperto troppo il destro, era un'occasione d'oro, l'ha sprecata. Un assist illuminante, quello di Simone Castellucci, d'altra categoria davvero, con spalle alla porta, pallone che rimbalza all'indietro quasi senza guardare, a scavalcare il difensore, a mettere Memedi di fronte al portiere avversario, palla sul destro, aveva tutte le opzioni disponibili, non ha inquadrato lo specchio della porta. Ancora Castellucci, ancora Memedi, Alessi di prima in avanti per Inzerauto e ancora Pianetti. Sta crescendo la Clivense, occasione pazzesca, qui ormai siamo a una grande occasione a testa. Sì, ci ha abituato bene ultimamente Memedi, qui invece si è fatto ingolosire un po' troppo. Uno scontro fortuito qui tra Facciolo e Oresti, si spiegano i due. Davvero hai fatto bene a dirlo, perché Memedi è uno dei giocatori più in forma, ha segnato una doppietta a Soave, è insieme a Pasinato il secondo miglior marcatore di squadra della Clivense con 7 reti. Insieme hanno segnato come Inzerauto 7-7, 14. Matematica Ciggia. sei forte, dai. Grazie. Avanti con Vitale, che rinvia un po' a caso, sempre sapendo che lì di solito c'è Inzerauto, stavolta anticipato. Facciolo cerca la fascia destra, trova Castellucci in mezzo a due, commette anche fallo. Sì, un calcetto di troppo. E l'idea è anche che a centrocampo sarà una chiave di lettura di questa gara, perché lì ci sono gli scontri più importanti, c'è la tecnica dei giocatori e l'esperienza dei giocatori della Clivense, ma c'è anche la densità, no? E l'intelligenza tattica della squadra di Beltrame, che fa appunto numero lì in mezzo, sembra quasi che siano sempre in uno in più. Esattamente. Vedremo come riusciranno a divincolarsi i giocatori della Clivense. Attenzione, un po' di batti e ribatti. Clivense un po' imprecisa, in fase di disimpegno in quella zona del campo. Non è la prima volta, ancora una volta un po' di indecisione. Non si capiscono subito Motta e Tenuti, da perfezionare, da oliare quella catena là in fondo. Sì, devono ancora trovarsi forse bene in campo gli uomini di Allegretti, con appunto molti cambi soprattutto a centrocampo. Fallo subito dallo stesso Motta. Palla troppo lunga per Facciolo, rimedia Castellucci, ma ancora una volta il passaggio impreciso. Oresti. Sì, stati un po' frettolosi, qua c'era Motta ancora a terra, che sta rialzando adesso ma vistosamente zoppicante. Attenzione, qui dall'altra parte c'è il numero 7 che può servire per Pagani, palla sul sinistro, tenta addirittura il tiro e questa è una scelta decisamente sbagliata. C'erano ben 4 compagni in area di rigore, anche questa è una notizia, non tante volte abbiamo visto, soprattutto in questo campo, avversari portare così tanti giocatori dentro l'area di rigore di Pavoni. Facciolo ha libertà di manovra, destro per Memedi, bellissimo il ponte per Inzerauto che può girarsi, area di rigore, Inzerauto, palla sul destro, carica, appunto il tiro, traversa e poi buona. Castellucci, palla sul sinistro e poi il destro fuori di Alessi. Ma che destro magnifico di Inzerauto a scendere proprio. Pianetti qua non se l'aspettava, ma è stato benedetto dalla traversa. Completamente pietrificato il portiere ospite, che ha evidentemente collezionato un po' di santi e di preghiere. È stato ascoltato perché la palla ha sbattuto sulla barra trasversale sopra la sua testa. Poi anche Castellucci si è liberato di un avversario, è stato forse ostacolato da Alessi che gli ha rubato il tempo di tiro. Occasione. Occasione. Sì, doppia occasione
nella terza azione la Clivense si è resa pericolosa. Traballa pericolosamente lo 0-0 nei minuti tra il 15esimo e il 22esimo. Prima la grande occasione per il Vestenanova, tu per tu con Pavoni, ipnotizzato. Ha ipnotizzato il portiere della Clivense, numero 11 Zonin. Poi il destro sprecato fuori da Mehmedi, la traversa di Inzerauto, e mettiamoci dentro anche questo bel tiro di Alessi a mezza altezza, terminato però fuori. Taccuino che inizia a riempirsi di appunti. Attacca adesso, tocca il Vestena, Tomiozzo, palla in mezzo, deviazione, calcio d'angolo. È stato Vitale con la testa a rintuzzare questo tentativo dalla fascia destra. Arriva Fabbrini, altro giocatore relativamente non più giovane, classe 93, ha un sinistro a rientrare, eccolo qui. Partono tutti lontano, vedete, dalla porta, i giocatori del Vestena. Arrivano in corsa, attenzione al 4 e poi palla che resta lì, batti e ribatti, corner dall'altra parte, occasione Vestena, il 24esimo. Sì, praticamente Pavoni ha impattato a metà fra il pallone e il giocatore del Vestena. Per sua fortuna la palla poi era cambolata in calcio d'angolo. Si ripete lo stesso schema da questa parte, eccoli lì, tutti fuori. Ad arrivare in corsa sul secondo palo, ancora un colpo di testa, stavolta però è di un giocatore in maglia amaranto. Sul pallone c'è Alessi che cerca Mehmedi in mezzo a due, arriva prima Ferrari, scambia con Cengia, poi scaraventa fuori il pallone, forse un po' impaurito dalla presenza del trio d'attacco della Clivense. Con le mani De Pani, partita veramente molto avvincente, gradevole sul piano tecnico, imprevedibile su quello tattico. Attenzione a Mehmedi, uno che di imprevedibilità è uscita qua, mi sa. Vive, si è portato fuori il pallone, però aveva provato il fondo la freccia macedone. Pagani, pallone ingestibile per Cengia che rimedia, anzi era Fabbrini. Si riprende con un calcio di punizione, è stato proprio Ferrari, giocatore che adesso batterà questo calcio di punizione, a impattare prima di testa sul corner precedente, a mettere in ambasce Pavoni, appunto, che se l'è cavata benissimo, anche se non ha controllato, non ha bloccato in presa il pallone. Da lì poi la mischia che ha causato il corner successivo dall'altra parte. Colpo di tacco da parte di Confente, è uscita anche qua la palla in mezzo, pallone che viene lasciato a Pavoni, anzi no, si batte con le mani. Interessante anche questa rima di fascia, no? Con De Pani contro Pagani, il terzino destro della Clivense contro quello sinistro del Vestena. Fabbrini, Facciolo allontana, palla a girare dalle parti di Inzerauto, contrasto volante, vince entrambi. Inzerauto trova Mehmedi che cercherà ancora Inzerauto, eccolo qui servito, attenzione, fuori gioco. Era un'occasione comunque, perché dall'altra parte c'erano Alessi e Vitale da soli contro un avversario, si trattava di Carradore. Azione sfumata però, ma inizia anche a prendere corpo, no? Come sempre questo affiatamento speciale tra Mehmedi e Inzerauto. Sì, qua non è un avversario facile per entrambi il numero 4 Ferrari, perché le lunghe leve, invece i due attaccanti della Clivense preferiscono il gioco in profondità. Castellucci deve difendere il pallone da Fabbrini, operazione riuscita. Facciolo, poi Vitale chiama la galoppata di Motta, è presente però e batte il colpo il nuovo entrato Tomiozzo. 27esimo, siamo sullo 0-0, ma è una notizia perché ci sono state almeno 4 occasioni grandi, un paio per parte, compresa la traversa di Inzerauto, vicinissimo al suo 15esimo sigillo in campionato. Ricordiamo che è il terzo miglior marcatore del girone insieme a Massella Dell'Edera, dietro a Perbellini con 15, giocatore della Virtus, e soprattutto al capocannoniere dell'Atletico Squara Martini, che è addirittura a 20. Vallese, rimpallo totale
prima perde e poi vince altri contrasti. Alessi prova a mettere un po' di ordine, chiede allora idee e piedi a Loris Facciolo. De Pani passa dal centro, bello qui il tentativo, poi Mehmedi, area di rigore, Mehmedi in mezzo, colpo di testa fuori, era un tiro cross, non può fare di meglio qui Inzerauto. Bella azione, direi da notare soprattutto il velo di Alessi al limite dell'area. Sì, qua ha mandato sul fondo Mehmedi, qui la premiata ditta Inze Meme, come si piacciono chiamarsi anche sui social, però quasi più un tiro che un cross, e qua Inzerauto non ha potuto fare di più per deviare il pallone in porta. Ancora Motta, si avventura in dribbling volanti, perde il secondo. Con le mani Carradore, un altro dei 2000 della squadra di Beltrame, così come Pianetti e Presti Filippo, quest'ultimo in panchina. Si lotta sulla fascia, la palla è Amaranto. Prova allora a ragionare, a rallentare la Clivense, perché nella prima parte di gara il Vestenanova ha impresso un ritmo alto alla partita. Castellucci, Facciolo tutto di prima per De Pani e Latimi. Tenuti. Motta chiama il pallone Alessi, Motta si mette in proprio, saltato il primo giocatore come sempre, poi sbaglia però il suggerimento per Inzerauto che commette fallo, così infatti ha rubato il pallone a Giacomo Cengia. Kevin Inzerauto in maniera irregolare, errore qui probabilmente di Motta che doveva servire subito Alessi, poi ha sbagliato anche il passaggio successivo. Sì, ha fatto bene a insistere poi con il pallone ad arrivare quasi nell'osso dell'area, però poi forse doveva liberarsi prima del pallone. Pianetti cerca Oresti, trova Facciolo. Ha commesso fallo ancora, non è la prima volta, il numero 4 della Clivense, che stavolta era nel contrasto aereo con Zonin. Sale anche Ferrari, che naturalmente è il pericolo pubblico numero 1 sulle palle aeree, numero 4, tutti al limite dell'area. Sinistro di Fabbrini, solo Alessi in barriera, palla morbida, c'è Elatimi spinto forse, così infatti pallone che termina in rete ma tutto fermo. Subito fallo il centrale difensivo marocchino di Allegretti. Un'occhiata anche alle prossime partite, siamo al mercoledì, si gioca già sabato, dunque solo 3 giorni da oggi. La Clivense è ancora impegnata in questo campo, in questo stadio contro l'Edera, in casa anche l'altra con il Sanzeno. Attenzione a Mehmedi, palla che forse è uscita, l'arbitro dice di no, quindi azione che è proseguita. Dicevamo Vestenanova gioca in casa sabato contro il Sanzeno. Castellucci, Alessi prova l'1-2, pallone che gli torna, ne esce il Vestenanova, Fabbrini mette ordine, Pianetti, palla lunga per Pagani, in suo soccorso con Fente. Pressing alto qua della Clivense e funziona perché la palla qui era uscita. Scorre il cronometro, siamo al 32esimo. Alessi difende il pallone, lo perde. Attenzione adesso al Vestenanova, travolto qui Tomiozzo, 1 contro 1 con Motta, deve girarsi però il numero 18, allora chiede a Carradore di dargli una mano, palla in mezzo, Facciolo, c'è Castellucci in anticipo con l'esterno destro ad allungare, ma è ancora la palla del Vestena. De Pani in avanti, Inzerauto. attenzione Inzerauto, arriva Pianetti e spara in tribuna, preoccupato evidentemente dal folletto numero 9, e fa bene. guadagna parecchi metri qui la Clivense, arriva De Pani. Mehmedi in mezzo a 2, perde il pallone.
Zonin, tallonato dai latini, ottimo lavoro del numero 11 che poi va sulla destra, ma ha capito tutto Motta, che ha stoppato sul nascere le intenzioni di Tomiozzo. Pavoni allora prova a rallentare un po' e raffreddare gli animi tenuti. Sappiamo che la Clivense dà il meglio quando rallenta le azioni e poi improvvisamente accelera. Proprio in questo momento appunto Motta, Castellucci. Ottimo il ritorno di Cengia che è in ogni parte del campo. Carradore, Oresti e ancora Tomiozzo. Motta perde un altro rimpallo. Sempre un raddoppio su Motta. Hanno capito evidentemente i giocatori del Vestena che può creare superiorità numerica con le sue accelerazioni il terzino sinistro della Clivense. Sì, li hanno studiati gli avversari. Oresti, Carradore, palla buona. Arriva Facciolo, finisce giù. Esperienza qui del 4, Sì, si è guadagnato con un tocco leggero qua, però un'importante punizione. La vecchia regola, prendi posizione e poi prendi punizione. E poi se ti toccano vai giù, fatele dare. e la palla ce l'hai tu. Basta, abbiamo finito le rime. Può rinviare Pavoni, che è meglio. Alessi, la prende lui. Attenzione Inzerauto, palla sul destro, Inzerauto! Palla in buca d'angolo, che gol! Se l'è inventato dal nulla Kevin Inzerauto al minuto 35. Golasso qua di Kevin, e Pasinato entra in campo ad abbracciarlo, ma sarebbe qui Luca da entrare tutti quanti in campo ad abbracciare Kevin, perché ha fatto veramente un gran gol. Non ha perso tempo a stoppare la palla, ha detto ma sì dai, qua vado direttamente in porta, e ha tirato fuori un tiro potente e imprendibile per l'estremo difensore del Vestena. E l'ABC della Clivense, rinvio di Pavoni, testa di Alessi sulla tre quarti, due tocchi, Inzerauto, controllo con la coscia, destro al volo, palla a 1 millimetro dal secondo palo, ancora una volta immobile, cristallizzato il portiere avversario che non poteva prenderla in nessun modo, e quindi sblocca la partita al 35esimo. E chi se non Inzerauto. Kevin Inzerauto con una invenzione davvero pregevole. Adesso la partita si è messa come voleva la Clivense, forse un po' all'improvviso, no Jacopo? Sì, il Vestena stava comunque giocando bene, e però voleva sicuramente evitare di andare sotto già nel primo tempo. Qui la partita può mettersi... palla sul destro. Attenzione. Pianetti, ovviamente questi sono i momenti anche delicati della gara, dove da una parte c'è una squadra sulla scia dell'entusiasmo che anche può giocare più leggera dopo aver stappato la gara, dall'altra c'è da gestire lo shock o comunque il contraccolpo psicologico di aver subito un svantaggio. Sì, la prima svolta del match. In un momento anche qui giocava bene comunque il Vestena, l'abbiamo detto, stava funzionando abbastanza il meccanismo difensivo messo a punto da Beltrame. Ma poi quando hai questi giocatori appunto basta che si accende un attimo la lampadina e poi... Lo dicevamo anche la partita scorsa, in cui non c'eri Jacopo, però l'abbiamo detto più volte, la Clivense ha davvero questi colpi da fuori area con tanti giocatori. Inzerauto è più di solito un uomo d'aria, anche se spazia su tutto il fronte offensivo, però stavolta ha trovato davvero una biglia clamorosa. Sì, lì di controbalzo quasi, comunque al volo. Un tiro imprendibile qui per il portiere, non ha nessuna colpa, non poteva fare assolutamente niente per evitare l'1-0 della Clivense. Resta in zona d'attacco la squadra di Allegretti, che come diciamo sempre ha già compiuto l'operazione più importante, più difficile, quella di sbloccare il match. Adesso cerca naturalmente di fortificare la propria posizione, deve rimontare invece il Vestena, perché al momento è meno 8 in classifica la squadra del presidente Cerrato. Ricordiamo che il Vestena è terzo, esatto, insieme alla Virtus Verona United a 36 punti, quindi prima di oggi a meno 5 dalla Clivense. In mezzo c'è la seconda in classifica, che è il Borgo San Pancrazio a 37, a meno 4 dagli Scaligeri. Poi a 23 al quinto posto c'è l'Atletico Squarà,
21 per Corbiolo Soave, 19 per il San Zeno, 17 per il Zai Golosine, 13 per il Crezzi, 12 l'Arena, 11 l'Edera e 3 punti, finalmente possiamo dirlo, anche per il buon Pozzo che ha ottenuto la prima vittoria in campionato la settimana scorsa. Bello qui la finta da parte di Confente, ha abboccato per un istante De Pani che adesso prova a rifarsi, mette infatti pressione al 7 che sbaglia. Rinvio di Facciolo. Inzerauto come va subito a pressare. Fabbrini da Melchiori. Carradore. Intervento di disturbo da parte di Vitale. Ancora Carradore. Arriva Fabbrini. Poi interessante l'idea sulla destra, ma non ci può arrivare Tomiozzo. Sul fronte sinistro Motta, Vitale che si è visto un po' poco, gioca un po' defilato il numero 11 della Clivense, qui ha guadagnato un calcio di punizione, comunque sempre prezioso il contributo dell'esperto numero 11. Scuola Rapid Vienna. E la Timi. Facciolo, Tenuti, Motta. Eccolo Vitale. Di prima Motta trova Inzerauto, Castellucci ha le idee chiare, anche troppo sì, forse. Nel parcheggio qua il pallone. L'idea comunque era buona perché la posizione era interessante, palla che rimbalzava però, colpita malissimo. Rinvio di Pianetti, ancora Facciolo, ancora in modo falloso, tutte le volte fischiato questo intervento, questo tipo di intervento al capitano della Clivense, che infatti si spiega proprio con il signor Marchi. Palla buttata in mezzo, c'è Pavoni che con le mani arriva sicuramente più in alto di tutti. Pronto il rinvio proprio Pavoni. Suonano i tamburi della Northside 94, la Clivense sta vincendo 1-0 questo big match di giornata della 25esima del girone B, della terza contro la terza in classifica, portandosi al momento da +5 a +8. De Pani, doppio intervento, il secondo è falloso ai danni di Confente. Pallone smistato sulla sinistra per Pagani, accenna all'uscita Pavoni, poi cambia idea, colpo di testa qui di Tomiozzo, abbastanza velleitario. Nessun problema per l'ex portiere del Legnago che ha già rilanciato lunghissimo, guardate, con le mani fino a metà campo per Motta che non chiede altro, spallata vittoriosa ai danni di Fabbrini. Arbitro che sta usando questo tipo di metro, di misura, questo tipo di giudizio, fischia poco, lascia correre molto, lascia giocare. Sì, fino a qui comunque un buon arbitraggio. Ancora palla in campo, Motta può prendere la mira, palla sul sinistro, troppo basso, arriva Alessi di prima e poi un tocco di Memedi che stava per arrivare beffardo dalle parti di Pianetti. Nessun problema per l'estremo difensore in tenuta completamente rossa che prova il rilancio. Memedi, Inzerauto in mezzo a 4 giocatori con la maglia gialla e blu più il portiere. Ferrari, spazio qui sulla sinistra per Pagani che torna dal 4. Facciolo,
Inzerauto assolutamente in anticipo, ancora palla sul destro, poi 1-2 con Mehmedi, interviene Carradore che ha seguito in diagonale, anticipato Alessi. Si resta in zona d'attacco al limite dell'area. Mehmedi, traversone, messa fuori e poi arriva Facciolo. Facciolo col sinistro, c'è Inzerauto, palla fuori, era tutto buono, occasione per Inzerauto per il 2-0. Sì, qui l'ha sfiorata, non si è visto bene se è arrivato a deviarlo, forse no, perché il tiro era direttamente di Facciolo e comunque Inzerauto era in posizione regolare, per poco non è riuscito a deviarla in porta, da lì sarebbe stato un tap-in vincente. 1 minuto e mezzo al 45esimo, 1-0 con Motta che avanza sulla sinistra, non trova Mehmedi, trova Ferrari, Carradore, verticale, ancora Motta che sta iniziando a scaldarsi su quella fascia. Alessi, Facciolo sta crescendo, la Clivense è forte anche del vantaggio, qui bellissima la giocata di Facciolo, doppia, chiede l'1-2 ad Alessi, si pesta i piedi con Mehmedi che ha sbagliato qui ad andare nella raggio di azione del suo compagno di squadra, e la Timi col sinistro a liberare, problemi di controllo ancora per Alessi. Mehmedi perde il contrasto, sbaglia però Pagani, e qui non è la prima volta che forse i giocatori della Clivense vedono una maglia amaranto dove c'è la maglia nera dell'arbitro. In effetti un po' può essere anche una munizione nel frattempo. È Tomiozzo a prendersi il giallo dopo Cengia, secondo giocatore ammonito di questa partita, che amici sportivi vi stiamo trasmettendo in diretta sui canali YouTube di Avelia e della Clivense, in streaming su radioadige.tv. Grazie alla squadra Avelia del regista Andrea Colognese e degli operatori Alex Veronese e Pablo Tarocco. Sì, dicevi che la Clivense appunto va un po' a memoria, apre il gioco sulle fasce, ma i terzini non sono ancora lì a ricevere palle, quindi il pallone che si va a perdere poi in fallo laterale. Occasione per buttarla nel mucchio. Facciolo scambia con Motta, palla sul destro per il capitano che carica addirittura per il tiro direttamente in porta, colpito troppo con l'esterno, se ne va, ma ci prova ogni tanto Loris Facciolo a cercare il suo 85esimo gol in carriera. Eh sì, tanti, e da un po' che però non si sblocca qui con la Clivense, ci prova ogni partita con il suo ottimo tiro dalla distanza, qui un po' troppo velleitario. Siamo nel recupero sull'1-0 per la Clivense, rilancio di Pianetti, Castellucci a sovrastare Pagani, arriva Fabbrini, ancora Pagani, cerca la verticale, trova Depani, tutto in rima, e la Timi anticipo, poi però arriva, attenzione con Fente, tenuti senza prezioso qui troppe remore e troppi gusti estetici a sparacchiare sulla Northside 94. Eccolo qui il fischio dell'arbitro Marchi, che concreto come è stato fino adesso, concede un solo minuto di recupero, si va al riposo amici sportivi con la Clivense in vantaggio per 1-0 sul Vestenanova. Un primo tempo molto bello, molto equilibrato, ricco di occasioni. Per ora decide il solito Kevin Inzerauto alla 15ª marcatura in campionato, un gol messo a segno al 35esimo con un destro meraviglioso al volo da fuori area. Jacopo, a te per la chiusura del primo tempo. Sì, un nuovo Vestenanova qua sul campo della Clivense, ma una Clivense che come ci ha ben abituati riesce comunque a sbloccarla con la qualità dei suoi giocatori, e chi se non lui, Kevin Inzerauto, che ha portato in vantaggio i suoi. Un risultato importante anche alla luce degli altri parziali, sono tutti sullo 0-0, quindi la Clivense fin qui ha fatto il suo dovere. Grazie a Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona, ci fermiamo per un breve stop e ritorniamo con i soliti contributi alle interviste direttamente dalle tribune. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Siamo di nuovo in onda, amici sportivi, in diretta all'intervallo di Clivense Vestenanova, 1-0 per la squadra di Allegretti al termine dei primi 46 minuti di gioco con gol di Kevin Inzerauto. Siamo con uno degli sponsor della Clivense, Giulio Fezzi della Phoenix. Benvenuto Giulio. Grazie a voi anche dell'opportunità. Allora, intanto complimenti subito, perché sempre investire e dare una mano è una cosa che di questi tempi diciamo riteniamo coraggiosa. Di cosa ti occupi? Allora, la nostra società si occupa di consulenza e di servizi alle imprese, in particolare nel settore finanziario. Però 2 anni fa, proprio insieme a Enzo Zanin, guarda caso, abbiamo dato vita a una divisione dedicata allo sport. E ecco, la combinazione di questa divisione dedicata allo sport con una passione per il territorio che ci caratterizza fin dalle origini ci ha portato a seguire questo progetto dal primo minuto. Allora, tu quindi l'hai visto nascere, raccontaci come si è sviluppato poi, perché fino all'inizio abbiamo visto con questi provini, questa grande curiosità che c'era intorno a questo progetto. Poi da lì in poi che cosa è nato e soprattutto come è cambiato nei mesi, perché l'impressione è di un bambino che fa passi da gigante. Ora, mi ritrovo molto con quello che hai detto, tanto è nato proprio dalla passione, dall'idea di Sergio, Enzo, aiutati da tante persone, anche noi fin dal primo minuto. Dopo i provini l'idea, credo, di presidente e vicepresidente è stata quella di strutturare una società già per categorie superiori, già per una storia lunga, un progetto ampio, ambizioso, tanto che a partire dalla comunicazione, dal sito, da voi che siete qua, dalle dirette televisive, dal parco sponsor che si vede, chiaramente stiamo parlando di una realtà di categoria superiore, speriamo di arrivarci. Il presente è la terza, che è, lo diciamo sempre, la base della piramide, ma anche dove c'è la passione, quella più pura, sicuramente avulsa da interessi e tutto. Che tipo di impegno è il tuo e di rapporto anche con la società e con la squadra, se hai avuto modo di andare un po' nello spogliatoio? Allora, spogliatoio no, non è il mio ambito, mi appassiona chiaramente guardare, sono bravissimi ragazzi. Veramente devo dire interessante il percorso, la passione che personalmente mi commuove, cioè vedere quasi 1000 persone, 800 persone in terza categoria, secondo me è la passione vera. Le trasferte nella città o nella provincia di Verona sono veramente uniche e devo dire divertenti. Al volo prima dello spot, un impegno il tuo che prosegue? Assolutamente, prosegue giorno per giorno e noi siamo a fianco alla società tutti i giorni, anche più volte al giorno, non solo io e anche diversi di noi. E allora complimenti e grazie a Giulio Fezzi di Phoenix. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo con un altro ospite tra poco. Grazie.
Eccoci qui amici sportivi sempre dalle tribune dell'Olivieri Stadium, il secondo ospite è un altro sponsor appunto Olivieri del Clivense, e allora Antonio Olivieri appunto porta il nome dello stadio di Oxygenia. Benvenuto Antonio. Grazie. Allora anche a te chiedo di cosa ti occupi e come arrivi alla Clivense. Ma noi ci occupiamo da quasi, anzi questa settimana da 27 anni fanno, di acqua arricchita d'ossigeno. Siamo specializzati nell'ambito chiaramente Oreca, ma soprattutto anche nello sport. Dà più attività, più prestazione, toglie stanchezza, l'ossigeno è la vita. È una cosa che sinceramente non conosco sul piano sportivo. Voi riuscite a fornire acqua anche alle società? Certo, siamo stati fornitori Giro d'Italia, Ferrari, MotoGP e altre situazioni di questo tipo. Allora, invece l'impegno con la Clivense come nasce? Ma nasce da una, chiamiamola continuità, dal 2008-2009, quando era a Chievo, dove eravamo sponsor anche di maglia, e poi con il progetto di cui mi ha messo al corrente Sergio e Enzo Zanin. Da lì mi ha un po' entusiasmato e abbiamo detto ma vediamo cosa succede. E che cosa succede? Che effetto fa passare comunque dai professionisti alla terza categoria? Ma sicuramente c'è una grande differenza, questo è evidente. Però direi che l'ambiente è preparato per fare qualcosa di importante, vediamo. Un'impressione anche diciamo tecnica sulla squadra, sul campionato, avrai visto immagino diverse partite quest'anno, se non tutte, quindi un'idea te la sei fatta. Diciamo che le ho viste quasi tutte, sì. Ma ragazzi in gamba chiaramente si sono trovati immersi in un ambiente che probabilmente non è quello della terza categoria, tutto quello che li circonda, ma direi che insomma il gioco è discreto, dai. Com'è la situazione invece a livello di supporto e di sostegno anche economico ad un progetto di questo tipo? Nel senso, c'è molto da fare ancora, nonostante abbiamo visto c'è anche Phoenix, ci sono diversi sponsor e c'è sempre bisogno di una mano. Ma questo sicuramente, per una terza categoria probabilmente è già stato fatto moltissimo, adesso vediamo cosa succederà più avanti e lì chiaramente cambiano completamente tutti i parametri. Più curiosità o più timore? In che senso? Per il futuro, visto quello che è il progetto molto grande anche di salto, magari già dal prossimo anno, e anche quindi il conseguente impegno anche da parte vostra. Ma chiaramente se ci sono delle basi e il progetto va dove dovrebbe arrivare, sai, a livello di sponsorizzazione io dico sempre do ut des, se ottieni bene, diversamente è stato bello. Grazie, davvero in bocca al lupo, complimenti Antonio Olivieri di Oxygenia, e ci ritroviamo tra poco per il secondo tempo di Clivense Vestina Nova. Da qua? Lo faccio da qua? Dammi un segno. Il tempo di tornare in cabina, amici sportivi. Nel frattempo ascoltiamo Loris Facciolo, capitano della Clivense, intervistato a fine primo tempo. Capitano, nessuno pensava fosse semplice, però state avanti di un gol. Com'è la partita? Sì, lo sapevamo che non sarebbe stata una partita un po' contratti, poi abbiamo preso le misure, è comunque una partita equilibrata che dobbiamo cercare di chiudere, altrimenti diventa pericolosa. Cosa serve di più? Serve più intensità, siamo stati un po' meno intensi, un po' meno cattivi sotto il punto di vista dell'agonismo rispetto alle precedenti partite, dobbiamo andare ancora più forte. Forse centrocampo state soffrendo un po' troppo? No, come ho detto all'inizio, dovevamo un po' prendere le misure, siamo partiti un po' contratti, magari in una certa fase di studio, poi secondo me abbiamo preso bene le misure quando abbiamo iniziato anche a fraseggiare tra di noi. Grazie.
Rieccoci in onda in diretta, amici sportivi, dallo stadio Olivieri di Via Sogare per il secondo tempo di questo Clivense Vestenanova, l'anticipo della 12ª di ritorno, la 25ª in turno infrasettimanale, con inizio appunto le 20:45 sotto i riflettori. Primo tempo che si è chiuso con l'1-0 della Clivense grazie alla rete realizzata da Kevin Inzerauto al 35esimo, dopo una prima frazione di gioco davvero molto equilibrata, molto avvincente, con tante occasioni da una parte e dall'altra. Inzerauto aveva già provato a centrare il bersaglio con un bel destro da fuori area, aveva centrato in realtà la traversa sopra la testa di Filippo Pianetti, ci ha riprovato pochi minuti dopo e questa volta la palla è andata esattamente in buca d'angolo. Ben tornato anche a Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Grazie Luca e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Allora, siamo pronti per questo secondo tempo, vediamo che tipo di atteggiamento metterà in campo dall'inizio soprattutto il Vestenanova. Sì, sicuramente sarà voglioso di riprendersi la partita, perché comunque ha offerto dei buonissimi spunti, ha giocato molto bene nei primi 45 minuti, ha soltanto subito, ecco, purtroppo per loro questo gol che mette un attimo in salita la partita, ma ha mostrato sicuramente uno dei giochi migliori visti qui all'Olivieri, quindi vorrà continuare con questo mood la squadra di Vestenanova per provare a riaprire il match. La Clivense invece vorrà farne un altro per chiudere la partita. Tutto pronto per il secondo tempo. Il fischietto di Marchi. E si riparte dall'1-0 per la Clivense. Amici sportivi, buon secondo tempo a tutti, con primo pallone toccato proprio dalla squadra di Allegretti. Ricordiamo che si tratta della prima contro la terza in classifica, con 5 punti prima di oggi a dividere le due formazioni, che in questo momento sono saliti a 8. Il destro vellutato di Castellucci a chiamare dall'altra parte De Pani, oggi chiamato a rivestire il ruolo di cursore a tutta fascia sulla destra al posto di Lorenzo Vallese, che è in panchina. Buono il primo tempo di Gabriele De Pani. E la Timi. Facciolo non riesce a servire Vitale. Avanza grandi falcate, Carradore sulla fascia destra, decine di metri, poi palla direttamente sulla testa di Elatimi. Zonin in mezzo a due. Nel frattempo forse da casa non vedono, ma anche qui la partita sugli spalti si è accesa, perché i tifosi del Vestenanova hanno risposto al Northside accendendo i fumogeni e verdi, stanno riempiendo tutta la tribuna, quindi come all'andata si fanno sentire sostenitori della squadra ospite. Davvero un clima spettacolare, un'atmosfera magica allo stadio Olivieri, così come era stato all'andata a Vestenanova. Un evento assoluto per il paese, come ci raccontava il presidente Ivan Cerato. Anche oggi, nonostante siamo infrasettimana, in giorni feriali, quindi di sera, il supporto di una tifoseria che viene da 61 km e se ne farà altrettanti per tornare indietro a fine gara, quindi dopo le 11, con la mattina dopo il lavoro, insomma è senz'altro da applaudire. Sì, non è da tutti, è da veri tifosi. Alessi in mezzo a due, a Sandwich, perde il pallone, ancora Carradore, su di lui Inzerauto gli fa perdere una ventina di metri. Melchiori, Oresti riesce nella sponda, Pavoni protetto da De Pani. Fammi aggiungere, Luca, questo è il vero calcio, il calcio genuino, perché se ne sentono tutti i giorni, no? Tra sceicchi e cose varie, invece qui in terza categoria si assapora quello che è il vero calcio. Assolutamente la passione pura. Attenzione ai Latimi, che è meno veloce del diretto avversario. Zonin mette però il fisico, il centrale marocchino, classe 98, e alla meglio rispetto al suo coetaneo Ettore Zonin. Ancora i Latimi. Destro a cercare Inzerauto tra le linee. Nella prima c'è però Melchiori che rintuzza. Oresti, spalle alla porta ancora contro i Latimi.
Arriva Pagani. Ricordiamo che al 10° del primo tempo si è infortunato il numero 10 ospite Dario Damini. Al suo posto è entrato il 18 Mattia Tomiozzo. Alessi scambia con Castellucci, poi Mehmedi non riesce a controllare. Occasione pazzesca nel primo tempo per Mehmedi. Fuori gioco di rientro qui fischiato in Zerauto. Deve provare l'orgoglio e la reazione del Vestenanova, perché il risultato lo penalizza parecchio. Fa salire i suoi qua, Pavoni. Solito rilancio. Da un suo rinvio è nato il gol dell'1-0 e non è la prima volta. Castellucci mette giù. Pressato da Fabbrini, ma c'è De Pani che arriva di gran lena. Bello il tocco morbido, un po' all'indietro con il destro. Arriva Vitale. Scambia ancora con Castellucci. Primo dribbling. De Pani. Spazio per il traversone. Rimpallato questa volta. In calcio d'angolo. Attacca la Clivense, che può giocare forte del vantaggio, non solo in classifica ma anche nella partita. Sale e la Timi, sarà Facciolo come sempre a recapitare in direzione di Schetto. Eccolo qui, palla bassa, Tenuti, oltre deviazione, schema più volte provato da Facciolo, l'abbiamo visto anche domenica a Soave, in un paio di circostanze anche ha tirato all'indietro sul limite dell'area per un compagno, nella fattispecie era Pasinato che provava ad arrivare in corsa. Stavolta palla alta all'indietro, Inzerauto, aggancio, Alessi, rimpallato. Importante quindi intervento doppio da parte di Motta, che ferma sul nascere il tentativo di contropiede. Inzerauto, Mehmedi, sterzata ancora per Inzerauto, un po' difficile questo tentativo. Inzerauto la tira in campo però. E poi ancora Mehmedi, insomma l'abbiamo detto più volte, no? Mehmedi e Inzerauto, oltre a trovarsi benissimo quando hanno la palla, fanno un lavoro pazzesco, anche molto dispendioso quando sono senza palla, non solo dispendioso ma anche di esempio, no? Sono i veri trascinatori perché lottano su ogni pallone, ricordano tantissimo il loro presidente Pellissier. Sì, qua mi fai cadere una lacrimuccia, ma è vero, sono proprio i loro primi a difendere, a chiamare il pressing in tutta la squadra. Prosegue la Clivense, Alessi, De Pani, ancora a cercare Alessi che si era coordinato per la mezza rovesciata, sta soffrendo adesso il Vestena perché come già successo più volte in passato la Clivense parte con il piede pigiato sull'acceleratore a inizio ripresa, forte del vantaggio, decisa a provare già ad allungare il solco, a chiuderla. Qui ha subito un colpo Mehmedi che rimane a terra. Rimane a terra Sky Skelzen Mehmedi, adesso si rialza, naturalmente non è uno che si tira indietro di fronte alla pugna. Nessun problema per lui con De Pani che è pronto a rinviare dalla rimessa. Viene incontro Castellucci, stop. E poi passaggio errato però per De Pani che era rimasto lì. Da rivedere questa combinazione della Clivense. Pagani. Zonin finisce giù, tutto buono. Doppio dribbling di De Pani. Rilancio, trova Mehmedi. Vediamo se riesce a dare respiro alla manovra. Alessi invece aveva fretta di andare subito da Inzerauto. Palla da Pianetti. Facciolo in anticipo. Vitale, sporco ma efficace. Alessi. Inzerauto a qualche metro per puntare il marcatore. Dribblato. Palla sul destro. Castellucci. Ci prova da lì. Addirittura con il destro trova Inzerauto destro e Re Mida. Inzerauto trasforma in oro tutto quello che tocca e quindi approfitta della conclusione di Castellucci smorzata dal difensore del Vestanova, raccoglie il pallone e lo deposita in rete senza pensarci due volte e qui ci viene in mente un vecchio detto, no? Che si attribuiva a Pippo Inzaghi. Non è Inzaghi che va al gol, è il gol che va da Inzaghi.
E tra l'altro hanno l'inizio del cognome uguale, no? Perché Inzerauto davvero ricorda Pippo Inzaghi per il senso del gol, il senso della posizione. Oggi praticamente ha fatto 2 gol da fuori area, ma questo è rapinatore, questo proprio, ha raccolto il pallone e depositiamolo in rete. Aveva iniziato l'azione, aveva suggerito per Castellucci, che era lontanissimo dall'area di rigore, ha provato addirittura il destro, palla smorzata. Nel frattempo il movimento di Inzerauto era ad accentrarsi sulla traiettoria del pallone e il pallone proprio lì è finito. 2 tocchi anche qui, controllo, tiro, angolino, facile. Così a dirla sì, è facile, ma veramente bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto, e tra una cosa e l'altra, tra il momento giusto e il posto giusto, sono 16 in campionato per Kevin. Sono 16 e la doppietta per Inzerauto, che diventa il secondo miglior marcatore di questo girone, dietro a Martini dell'Atletico Squara a 20, sorpassato per Bellini della Virtus che è fermo a 15. Non sappiamo naturalmente se questi giocatori stanno segnando nelle partite in contemporanea, ma tant'è. I 16 gol di Inzerauto sono al momento un dato di fatto, una sentenza, e soprattutto la differenza tra queste 2 squadre in questo momento oggi la sta facendo lui, come spesso gli accade. Palla uscita qui, dice il guardaline. Aveva segnato anche all'andata Inzerauto dopo un paio di minuti su contropiede, dopo un corner battuto male dal Vestena, sbloccando la gara subito e indirizzandola. Ne ha messi 2 oggi a segno, più la traversa. Troppo facile dargli la palma del migliore in campo finora, ma è prestissimo. Mancano ancora 35 minuti più recupero al termine della gara. Vediamo se il Vestenanova ha un orgoglio di marca lessinese. Abbiamo parlato tanto dell'identità di questo gruppo, di tutti questi chilometri che si sono fatti, della loro grande forza in trasferta soprattutto, con 0 sconfitte in 9 gare prima di oggi. Non è colpa loro poi se prendono 2 gol da fuori area, insomma. No, infatti, ma comunque la partita la stanno giocando e anche abbastanza bene. È logico che poi di fronte agli avversari che come Kevin possono fare la differenza, e come. Sì, la qualità di Inzerauto sta facendo la differenza proprio anche in modo pesante su un risultato che è più squilibrato di quanto non dica finora la differenza in campo tra le 2 squadre. Assolutamente. Calcio di punizione per il Vestenanova, con opportunità di recapitare palla nel mucchio. Ribattuta però da Facciolo, battuto male questa punizione. Ferrari sbaglia tutto, può provare il contropiede allora. Guardate Inzerauto pronto sul filo del fuorigioco, il lancio per lui, Pianetti deve uscire, sempre pronto come un serpente a colpire Inzerauto anche su questi contropiede. Motta, buono l'anticipo, meno il controllo. Carradore. Alessi in mezzo a 3, perde il pallone. Cengia per vie centrali. Oresti aggredito, riesce a liberarsi del pallone in direzione Pagani. Ancora la gabbia Amaranto che funziona, siamo sempre lì però, palla sul destro, e la Timi sporco ma trova comunque Castellucci, fermato in maniera irregolare. Proteste del Vestenanova perché stava delineandosi una possibilità di azione offensiva, ma è stato messo giù in maniera irregolare, dice Marchi. Castellucci, sempre prezioso nella sua sapienza tattica, il numero 8, che è stato, come diceva Jacopo, risparmiato nella gara precedente di soli 3 giorni fa, domenica a Soave. Inzerauto non riesce a servire Memedi, la svirgolata, eccola allora Memedi con l'esterno per Alessi, ancora il Macedone in mezzo a 2, fermato. Non la miglior partita di Memedi finora. Sì, un po' in ombra, poi quella palla sbagliata nel primo tempo, ci ha abituato a ben altre cose. Ci ha abituato anche a smentirci, perché più di una volta l'abbiamo tra virgolette bacchettato. Ci ascolta, si vede, sì. E poi dopo poco anche per esempio
la settimana scorsa, no domenica anzi, ha fatto 2 gol. Ha zittito tutti. Vediamo se ci sarà spazio anche per qualche cambio naturalmente in questo secondo tempo. Panchine folte, gremite con ben 9 giocatori da una parte e dall'altra, quindi girandola di sostituzioni che potrebbe prendere forma. Si stanno scaldando un po' tutti quanti, sia da una parte che dall'altra. Sicuramente tra un po' vedremo le prime mosse degli allenatori. 2 giocatori a terra, si tratta di Castellucci e Pagani. Il secondo si rialza. Castellucci ha lamentato un contrasto nell'azione precedente, forse un pestone. Si rialza comunque, può riprendere il suo posto nel cuore del centrocampo. Simone Castellucci non sembra particolarmente dolorante. È oltre la linea lo stop di Pagani. Sembra un po' doversi riorganizzare il Vestena, che in questo secondo tempo non ha ancora alzato la testa e non ha ancora alzato il baricentro. Sì, ci aspettavamo una più grande reazione da parte degli ospiti per provare a riaprire il match, invece non ne hanno avuto tempo, c'è da sì, dire, Jacopo, perché veramente sono stati colpiti a freddo su un'azione abbastanza casuale, anche se molto bella come finalizzazione di Inzerauto, però stava già premendo, no? A inizio ripresa la Clevense decisa a far valere la propria superiorità e quindi ha meritato comunque un raddoppio preziosissimo. Senza dubbio, per arrivare poi lì al limite dell'area vuol dire che comunque le occasioni le hai costruite in precedenza e vuol dire che il baricentro l'hai tenuto alto anche nonostante il vantaggio acquisito, quindi è quello l'atteggiamento che vuole Allegretti, non accontentarsi, provare a chiudere il prima possibile il match. Rinvio di Tenuti anche questa volta senza guardare troppo l'estetica. Memedi imbeccato bene da Alessi, c'è sulla sinistra Vitale, non lo vede Memedi, poi prova a mettersi da solo e ancora una volta sceglie la strada più difficile. Ringhia però poi recupera il pallone, può accontentarsi anche del corner. Altro dribbling e altro errore. Tanta quantità oggi, poca qualità rispetto al solito per Sky Memedi, comunque sempre applaudito per una generosità encomiabile. Prova ad uscire da questa zona e da questa trincea, ma non ci riesce il Vestena. Facciolo, Castellucci, c'è De Pani, ancora Castellucci, destro, deviazione, attenzione a Memedi. Stava per un'altra volta, la seconda consecutiva, diventare un assist questo tiro sporcato di Castellucci. Sì, sono sempre pericolosi i tiri di Castellucci, anche se di per sé non sono potenti, ma comunque con le deviazioni arrivano in un modo o nell'altro a servire involontariamente i suoi compagni. Interessante qui il tentativo di verticalizzazione da parte di Alessi, che cercava Inzerauto, era ben appostata però stavolta alla retroguardia della Vestena, nella fattispecie Ferrari, che ha protetto l'uscita di Pianetti. Prova adesso il Vestena ad allungarsi, ancora i Latini in fallo laterale, ma guadagna finalmente qualche metro anche la squadra ospite. Ferrari, sinistro a trovare Oresti, la sponda per nessuno. Centravanti interessante questo Daniele Oresti, non solo per i gol che ha portato a segno per la sua squadra, fa un gran movimento, spesso viene incontro al pallone, spesso la prende anche. Eh sì, come testimoniano i 7 gol messi a segno fin qui, comunque un attaccante che trova spesso la porta, ma comunque anche fa reparto da solo. Sulla destra adesso con Carradore, Tomiozzo, solito 1 contro 1 con Motta, adesso è Tenuti a dover andare proprio su Oresti, guadagna un corner il Vestena con il solito sinistro a rientrare di Mirko Fabbrini. Quattro giocatori, anzi 5 del Vestena Nova contro 8 della Clevense più il portiere. Adesso arriva anche il numero 5 su Pavoni con il pugno, si scontrano in 2 e poi il sinistro da lontano di Cengia, non lontanissimo dal bersaglio. Sì, poi c'era anche Pavoni che si era appena rialzato dallo scontro, infatti forse qui c'è anche un giocatore ai crampi. Crampi doppi, sì. Addirittura, tutte e due
le gambe al 18° della ripresa. Oggi c'è tra l'altro una temperatura che non aiuta perché si sta abbastanza bene. Sì, Provare anche qui frizzantina. ci sono anche Inzerauto, un giocatore della Vessanova che a vicenda anche loro si sistemano un attimo, ne approfittano di questa interruzione. Sembra aver recuperato Confente, che se non sembra il top. Gioco ripreso, Pavoni sceglie il lancio lungo verso Vitale, Inzerauto la prende lui, Memedi ha molto spazio, Alessi, adesso sono larghe le maglie della difesa del Vestena, Vitale dribbling di tacco, poi il destro di Vitale sul primo palo, la parata di Pianetti, bella giocata qui del vice capitano della Clivense. Che giocata del vecchietto, perché si è allargato qui sulla fascia, quindi quasi da esterno di centrocampo, ha saltato con disinvoltura l'avversario e poi ha trovato una conclusione interessante che per poco non stava per cogliere impreparato Pianetti. Sotto le bandiere della Northside con il destro Facciolo quasi in porta, dall'altra parte palla rimessa in mezzo e Castellucci non può sbagliare neanche Bendato da lì. 3-0 adesso la Clivense dilaga. È un cioccolatino qua di Inzerauto che praticamente ha apparecchiato questo pallone per Castellucci, che ha soltanto dovuto toccarla leggermente perché era quasi più dentro che fuori questo pallone, e dalla linea di porta ha trovato il 3-0 per la Clivense. Partita chiusa. È il 18° marcatore della stagione per la Clivense. Facciamo anche 19, compreso tenuti in Coppa Verona. 19 marcatori diversi, pazzesco veramente per la squadra di Allegretti, hanno segnato quasi tutti. Sì, come ti dissi poche settimane fa, a questo punto manchiamo solo io e te, Luca. Che da qua però difficilmente, per fortuna, possiamo anche solo provare di pensarci a buttarla dentro. Adesso ha preso proporzioni molto pesanti che ricalcano il risultato dell'andata, il risultato di questo big match di giornata. Si fa più che improba l'impresa per il generoso Vestenanova, che è capitolato sotto ai 2 siluri da fuori area di Inzerauto e poi a questa azione da calcio d'angolo. L'avevamo già visto da qualche minuto che il Vesten aveva abbassato la tensione nella parte difensiva, e questo è un errore che spesso, anzi mai praticamente, ti viene perdonato dalla Clivense, anche perché hanno tanta voglia di fare gol. I giocatori di Allegretti sono sempre affamati. Castellucci ci stava provando da distanza siderale da una decina di minuti, aveva propiziato il 2-0 di Inzerauto, stavolta ha avuto veramente il tocco con la fronte a credo 10 centimetri dalla linea di porta. Se l'è meritato questa rete, questa sua soddisfazione personale. Ora facciamo così, riformulo quello che ho detto prima. Nel tabellino marcatori a questo punto manca solo Pelissier. Chissà se quando e qua se lo i vedremo. tifosi si accendono perché sì, lo chiedono a gran voce, ma insomma ho l'impressione che, non so, lui continua a negare, ma magari in fondo ci sarà spazio per questa sorpresa. Attenzione a questa bella punizione e bella posizione per Alessi. Ci prova lui, non che Facciolo. Ha sicuramente un destro vellutato. Parte Alessi contro la barriera questa volta, ha cercato la soluzione di forza invece che quella di precisione. Sì, ma c'erano 5 uomini in barriera. Non è finita, la sterzata di Inzerauto, doppia, va via, palla in mezzo e Pianetti anticipa Memedi, ma che qui si è inventato un'occasione da gol. Inzerauto era pressato da 2, li ha fatti fuori e l'ha messa quasi sulla testa del suo compagno di squadra. E c'è un cambio per gli ospiti. Esce il numero 7. Esce Confente. Ed entra il 14. E il 14 è Thomas Grimaldi, un 94. Tra poco immaginiamo anche diverse sostituzioni per la squadra di casa. Sì, anche in vista dell'impegno tra pochi giorni, domenica, quindi sabato. sabato,
sul 3-0 comunque è giusto anche far rifiatare i suoi e comunque dare spazio a qualcun altro. Si mette tutto esattamente come voleva la Clivense, esattamente come voleva Allegretti, sia sul piano del risultato che della classifica che del possibile caso di turnover, per far ruotare, per far riposare. Adesso il Vestenanova è chiamato più a una reazione di orgoglio, perché è parecchio compromessa la situazione. Attenzione Inzerauto sulla destra, trova Mehmedi, attenzione da Mehmedi, solo. area di rigore, il destro, cerca addirittura il pallonetto. Qui prova a dare spettacolo la coppia Inzerauto-Mehmedi, non è andata bene. No, ma si era visto già quando ha stoppato il pallone, non era molto convinto, forse poteva fare 2 metri in più, era da solo e invece ha trovato una conclusione un po' velleitaria che non ha impensierito l'estremo difensore del Vesten. Anche qui se l'è mangiato, già il secondo per Mehmedi. Un po' lezioso qui, attenzione a Vestena in avanti. Troppo difficile questa giocata da parte di Zonini, impossibile trovare dall'altra parte Oresti, che si stava tra l'altro accentrando. Un po' sfiduciata anche qui la squadra di Beltrame, l'abbiamo detto, curiosamente un po' come è andata, mentre c'è un altro cambio. Viene punita in modo molto pesante, il risultato non ha giocato male, ha però progressivamente tirato un po' i remi in barca. Esce Cengia, che sinceramente non mi è dispiaciuto. Sì, forse tra i migliori del Vestena. Al suo posto, se non l'ho visto male, è il 20, Gianmarco Soave, classe 95. Fallo fischiato a Tomiozzo, che ha alzato la gamba un po' troppo ai danni di Inzerauto. Può battere Vitale, anzi addirittura viene Pavoni a una trentina di metri dalla sua porta per rinviare. Ferrari. Inzerauto la prende lui, altro calcio di punizione e giallo per Carradore, che è il terzo cattivo sulla lista di marchi dopo Cengia e Tomiozzo, tutti della Vestenanova, i giocatori finora ammoniti. Una gara, lo ripetiamo, correttissima. Qui Inzerauto ha anticipato il diretto marcatore e si è preso il calcione. Vediamo a chi tocca allora provare dalla distanza. Discutono infatti Facciolo e Castellucci, è il capitano a posizionare il pallone. Rincorsa breve, palla sul destro, si prepara la barriera giallo-blu, mentre è pronto anche un altro cambio. Sembra Olivieri. Sì. Giulio Francesco Olivieri. C'è prima però il destro di Facciolo. Pianetti si guadagna un altro mezzo punto in pagella e la Timi la ributta in mezzo con la testa Ferrari. Castellucci aggredito. Fabbrini. Rinvio per il nuovo entrato Soave, anticipato però nella morsa tra Elatimi e Facciolo. Palla sporca, ne esce Melchiori. Fabbrini in due tempi, alla meglio alla fine su Castellucci. Spazio adesso per Pagani sulla sinistra, anzi è stato proprio Grimaldi a cercare l'azione personale senza successo. C'è nel frattempo per terra Motta che ha qualche problema, che esce, infatti. Speriamo non sia nulla di grave, perché naturalmente c'è bisogno di tutti i giocatori della Clivense per questo importante caldo finale di campionato. Vede la squadra del presidente Pellissier lanciata in testa alla classifica. Sembrano solo crampi però dal tipo di camminata di Daniele Motta. E ci sta per tutta la corsa che comunque... Vediamo però il tipo di cambio, perché Olivieri tutto fa tranne che il terzino. Sì, probabilmente vediamo Tenuti che si va a posizionare nel ruolo di terzino sinistro con
Castellucci, che l'ha già fatto altre volte, si va a posizionare in mezzo alla difesa a fianco di Elatimi. Una serie di centrali difensivi di turno adattati, abbiamo visto in questo campionato, da Facciolo a Castellucci. Sì, una cosa che non manca alla Clivense sono i centrali difensivi. C'era anche Beneduce, forse l'aveva fatto anche lui quando ancora aveva la maglia della Clivense. Carradore, buono, interessante il tocco per Oresti, non è finita. Tomiozzo, palla sul sinistro, proprio da Tenuti, poi il destro. Occasione stavolta per Grimaldi, nulla da fare. Prova il pressing alto adesso il Vestena, ma De Pani è libero. 2 passaggi e siamo già di là. Memedi, arriva anche Facciolo, difende la palla, chiama De Pani. Allarga sulla destra il Vestena. Carradore, Tomiozzo rischia ma trova Fabbrini. C'è però anche Olivieri che tocca il suo primo pallone, lo fa in maniera utile verso Castellucci, che esce sapientemente palla al piede da una situazione delicata. Oresti allarga per Pagani, dribbling su Olivieri e verticale, ma c'è Elatimi che non può temere questi palloni. Con questo anticipo tutta praticamente la panchina della Clivense, con Pettorine e Fucsia a scaldarsi nei pressi della propria metà campo, mentre ha già rimesso in gioco Pavoni. Scambiò con Castellucci, centrale per Facciolo. Adesso è calata decisamente anche la pressione del Vestena. Tra le linee Alessi, finta di corpo, ha spazio davanti a sé, deve fare fuori il tentativo di Tomiozzo. Arriva anche Tenuti, eccolo servito. Un po' lezioso qui il numero 6 della Clivense, perde il rimpallo e il pallone. Anche Tenuti oggi un po' tra virgolette sottotono, meno bene di altre volte, aveva fatto anche un pasticcio clamoroso sullo 0-0 a inizio partita. Che poteva cambiare il match o comunque indirizzarlo in un altro modo, perché se lì ne avesse approfittato il Vestena comunque si sarebbe trovato in vantaggio già nel primo tempo. Chissà, potremmo parlare adesso di un'altra partita. Altro cambio stavolta per gli ospiti, esce il numero 8 Mirko Fabbrini ed entra il 16. Il 16 è Paolo Ambrosi, classe 97, 25 anni tra 2 settimane. Fascia di capitano che passa sul braccio di Melchiori, centrale difensivo. Carradore, attaccato da Vitale, guadagna la rimessa con le mani e guadagna qualche metro. Siamo al 32esimo, risultato saldamente nelle mani e nei piedi della Clivense, 3-0 con la doppietta di Inzerauto e il gol di Castellucci. Attenzione ai Elatimi che deve difendere il pallone, viene messo giù. Attenzione, qui un po' di... Fischiato un fallo, sì, con la spallata da parte di Grimaldi, che infatti sta spiegando al direttore di gara come ho fatto a buttarlo per terra, è 20 cm più alto di me. La spallata c'è stata. Sì, sono cose che non sempre vengono fischiate. Sì, infatti qua se avesse lasciato andare comunque non sarebbe stato così strano, però è andata bene qui alla Clivense. Altra potenziale leggerezza difensiva da parte della Clivense, stavolta da parte di Elatimi. È andata bene. Castellucci, morbido in avanti, c'è però Melchiori, Oresti, Pagani. Verticale. Buono il lavoro di Zonin, 2 volte su Elatimi, disorientato. Altro dribbling, ottima la giocata dell'11 che però poi trova Tenuti sulla sua strada. Vitale. Idee chiare e precise per Facciolo. Alessi
è ancora vitale, mentre si è scontrato Inzerauto con un avversario. Si rialza il 9, Alessi, Facciolo, 2 tocchi e si va di là. Olivieri, altri piedi buoni qui in forza al centrocampo della Clivense. Tocco bello Bella per qui, Alessi, tutto passaggio regolare. meraviglioso, era buona la giocata per Memedi, che forse si è trovato per assurdo un po' troppo avanti rispetto al pallone. Sì, se l'hai dimenticato dietro. Ancora Alessi, come dicevamo in prepartita, ormai a suo agio nello scacchiere tattico di Allegretti. Inzerauto si gira come sempre senza problemi. Inzerauto va giù. Attenzione qua. E qui sembrava fallo, non protesta però il 9. Era dentro l'area di rigore, quindi sarebbe stato calcio di rigore. Sì, non si è capito se è scivolato, se l'ha Ancora un buon agganciato. lavoro di Zonin nel frattempo, fatto fuori Pagani. C'è sulla destra Tomiozzo, con il destro addirittura Zonin qui ha chiesto veramente troppo, ha fatto una cosa difficile e bella e poi un'altra difficile e brutta. Sì, da lì pensare di impensierire Pavoni ha usato troppo. E qui Altro forse cambio. sì, esce proprio lui, quindi paga Dazio. Ha giocato e ha corso tanto Ettore Zonin al suo posto. Vediamo chi è entrato. Altro brevilineo. Mi sembra il 19, Riccardo Camponogara, classe 96, anche lui tra poco è il compleanno, tra 2 settimane ne compie 26. E ha finito i cambi il Vestene Nova, mentre solo uno ne ha fatto fin qui Allegretti, che però si appresta a fare il suo secondo. Vediamo che c'è movimento nella panchina. Pagani, Ferrari, ancora sulla sinistra, prova a giocarla il Vestena, arriva Elatimi e guadagna la rimessa con le mani. Eccolo il cambio, è Drommi. E siamo sempre curiosi, no, di vederlo all'opera questo Drommi. Ha giocato una mezz'oretta la settimana scorsa, ha praticamente mandato in porta Memedi per la sua doppietta personale, gli ha servito un cioccolatino a 1 metro dalla linea della porta. E standing ovation per Inzerauto. Ed eccolo, anche tra l'altro è il suo sostituto naturale, l'abbiamo detto più volte, non ha giocato in quella posizione la settimana scorsa Mattia Drommi, anzi domenica, ha giocato come sorta di trequartista dietro a Davi e a De Martis in questo tridente tutto inedito a Soave. Oggi fa invece proprio il vice Inzerauto, quindi diventa il nuovo partner d'attacco di Sky Memedi. Mattia Drommi, giocatore del 2001 che è arrivato, si è fatto male per un infortunio alla caviglia. Vitale, palla sul destro, prova anche lui a cercare la porta, non la trova di poco. La Clivense ha sostituito il numero 9 Kevin Inzerauto con il numero 17. E quindi preserva il suo bomber Allegretti per sabato, giustamente. Più di così non poteva chiedergli stasera. Sì, mancano 10 minuti che sembrano pochi, però sappiamo che Inzerauto in 10 minuti può fare anche 3 km, quindi corre veramente tanto. Che li risparmia, dai. Eccolo Drommi, subito a fare sportellate e a dimostrare di poter fare quel ruolo lì. Guadagna il calcio di punizione. 8 più recupero alla fine sul 3-0 per la Clivense, che sta legittimando non solo il vantaggio in questa gara, ma direi anche il primato in classifica, perché con il passare dei minuti la sua superiorità cresce. Sì, si è vista e come. Tenuti, Castellucci, anche da far risaltare la calma con cui ha giocato in una gara così difficile la squadra di Allegretti, una gara così sentita. Sì, anche mentalmente. Non è mai parsa in ansia, diciamo, nemmeno sulla iniziale pressione del Vestena. Occhio a un altro infortunio abbastanza importante. Sì. O crampi, speriamo solo crampi, sì. Crampi per fortuna, perché da come si era accasciato Oresti, che tra l'altro ripetiamo ancora è il bomber, è un giocatore imprescindibile per l'attacco del Vestena, sembrava qualcosa di grave. Come hai detto giustamente, tra l'altro hanno finito i cambi, quindi sì,
costretto a rimanere in campo per questi ultimi minuti. Nel frattempo Camponogara consegna il pallone a Pavoni, ma è un lento countdown verso la 14ª vittoria in campionato della Clivense, che con questo arriva tra l'altro a 53 gol segnati. Non pochi. Non è finita però. Memedi, 1 contro 1, non ci casca Carradore, che rinvia quasi con rabbia. Castellucci rimbalzato, rimbalzo del pallone, poi si scontra con Soave. Potenziale rischio per la Clivense, se l'è cavata qui l'esperto numero 8 Tenuti e Pavoni. C'è da dire che la fortuna aiuta gli audaci e i più forti, Jacopo, perché abbiamo visto più volte in questo campionato qualche disattenzione difensiva, no? Anche in questa gara all'inizio soprattutto, qualche leggerezza della Clivense non viene quasi mai punita. No, infatti è anche da una parte fortunata, perché appunto a volte basta poco, ma dall'altra comunque, attenzione, nel frattempo doppio cambio. Allora De Martis e Davi, un po' come la settimana scorsa, al posto di Alessi, anche oggi davvero voto alto per il numero 10 Valdostano, che si è assolutamente inserito, e tra l'altro lo sottolineiamo in punta di piedi, perché è arrivato davvero l'MLM silenzioso, non con grandi sfarzi, con grandi proclami, ma si è preso un po' alla volta le chiavi del centrocampo. Fuori anche Memedi, lo ripetiamo, non voto altissimo per lui oggi, però sai, sempre uno di quelli che lotta, sgomita, corre e sbava. Sky Skelzen Memedi. E quindi cambia tutto l'attacco. Allegretti. E dentro comunque altri due giocatori che sono importantissimi per questa squadra. Davi comunque la quota 3 gol, e De Martis che invece è ancora alla ricerca di sbloccarsi. Giocatori sicuramente affamati. Sì. Minuti sono quasi 41 ormai. Drommi lotta pure lui. Si fa vedere subito De Martis. Resta in zona d'attacco la Clivense, che vuole ulteriormente rimpinguare il suo bottino. Tenuti con il sinistro direttamente sopra la porta di Pianetti, proprio sulla rete. E nel frattempo, dando un'occhiata agli altri parziali quando mancano meno di 5 minuti al termine, se da una parte il Borgo comunque legittima la sua seconda posizione con un netto 4-0 contro il VR Arena, c'è una sorpresa di giornata, perché la Virtus sta perdendo in casa del Corbiolo per 2-0. E questo Corbiolo l'abbiamo visto già, sì, in casa gli scherzetti li fa. E come? E quindi a maggior ragione anche di questo risultato è ancora più importante questa vittoria della Clivense, perché prende 3 punti sia dalla Vesternanova sia appunto dalla Virtus. Si assottiglia il numero delle pretendenti, diventa assolutamente una gara a 2 con tanto di finale thrilling. Sarà proprio in casa del Borgo San Pancrazio l'ultima partita della stagione del campionato per la Clivense. E col dente avvelenato la Clivense a fine aprile nei confronti del Borgo. L'unica squadra che l'ha battuta, tra l'altro in una partita molto spinosa, molto nervosa, qui con un rigore all'Olivieri molto dubbioso, con quel finale anche un po' concitato sul fronte, diciamo, di qualche spintone, qualche parola di troppo, qualche promessa non proprio sportiva. E naturalmente quello che la Clivense si augura è di arrivare a quella gara con almeno 4 punti di vantaggio, quindi già permette, il di essere più primato in cassaforte. Anche perché poi c'è un'altra partita dopo di quella, in realtà, perché la Clivense non la gioca, è il recupero della prima giornata che la Clivense vede a riposo, mentre il San Pancrazio invece la giocherà. Sì, quindi altri punti. Quindi potrebbe non bastare arrivare a quella partita con 4 di vantaggio, ne serviranno 7 e adesso al momento sono 4. Sì, quindi fino alla fine bisognerà
seguire con attenzione questo girone. Conti che naturalmente gli allenatori ancora non vogliono fare per non distrarsi dal presente, perché mancano un sacco di gare prima di allora. 9 ne mancano in tutto. Sono tantissime, però grazie anche alla giornata di oggi, questa vittoria sul Vestena, la sconfitta contemporanea della Virtus. La classifica dice Clivense 44, Borgo San Pancrazio 40, Virtus e Vestena 36, quindi a meno 8 dalla Clivense, a meno 4 dal San Pancrazio. Si stacca un po' la coppia delle due terze. Tenuti si avvicina al termine, nel frattempo la gara manca una novantina di secondi più recupero al termine. Castellucci sbaglia il passaggio, prova Pagani una delle ultime sgroppate, addirittura il sinistro, e questa è la fotografia del momento e del secondo tempo del Vestena, che non ci ha mai nemmeno provato nella ripresa. Sì, perché comunque è arrivata spesso lì sulla tre quarti, però poi bisogna fare ben altro per provare a punire la Clivense. Un copione già visto da parte di diversi avversari, no, della Clivense quest'anno. Pensiamo all'Atletico, pensiamo a squadre che hanno resistito per un po' e poi una volta andate sotto hanno alzato bandiera bianca. Sembrava, come presupposti, un po' più coriaceo il Vestena in avvio di gara, capace di non disunirsi nemmeno di fronte a uno svantaggio. Poi si è sciolto un po' come neve al sole, soprattutto dopo il 2-3-0. Vitale, Drommi, guarda il cronometro il signor Alberto Marchi della sezione di Verona. Vediamo se riusciamo a individuare il numero di dita che alza per segnare il recupero. De Martis, c'è nel frattempo a terra un giocatore qui, cravatta ai danni di De Martis, mentre Vitale ha preso una botta abbastanza rimane a importante, terra, dolorante. e qui poteva dare anche giallo per questo intervento su De Martis. Il direttore di gara l'aveva fatto nelle azioni precedenti. Vitale dolorante a terra. C'era bisogno forse dell'ingresso in campo, sì, del massaggiatore. Viene consolato sia da Tenuti che dal direttore di gara. È costretto a entrare in campo il massaggiatore, ma invece lanciano un pallone. Non è molto utile. Non hanno capito bene. Serve più il ghiaccio spray qua. Sul pallone nel frattempo ci sono Olivieri e De Martis, che hanno voglia di imprimere anche loro un autografo su questa partita. De Martis in particolare, che come ho detto più volte è ancora alla ricerca del primo gol, è uno dei pochi della Clivense a non aver ancora realizzato una rete, ha fallito 2 rigori, ma il tempo è ancora tutto dalla sua parte. In questa seconda parte di stagione si rialza a fatica. Intanto Vitale, per lui un problema è il costato. Sì, avrebbe un altro cambio Allegretti, però è vero anche che siamo anzi addirittura oltre il 45esimo. Quindi. Siamo al 46esimo, l'arbitro guarda il cronometro ma non ho visto. Eccoli qui. 3. Grazie a Jacopo per i tuoi occhi più giovani. E De Martis, guardate, quasi alla Cristiano Ronaldo, con la rincorsa a gambe aperte. Vediamo se prova a tirare in porta. Deviazione, Pianetti, non gli è venuta benissimo. No, proprio la Cristiano Ronaldo, che lui su punizione non segna. Sì, soprattutto ai tempi della Juve. Infatti. Rinvio lungo. Naturalmente dei 3 minuti decretati dall'arbitro ne è già passato 1,5, quindi vediamo se allungherà a 4. C'è poco significato comunque per questi recuperi. Ferrari. Palla fuori. Si chiude con la Clivense in attacco, 47esimo. Si è ripreso nel frattempo Vitale, che ancora lamenta un dolore al costato destro. De Martis prova generosamente a artigliare un pallone troppo veloce. Gioca corto il Vestena, che ha provato diverse volte. La palla a terra, Davi recupera il pallone, sterzata, area di rigore, Olivieri la mette in mezzo, deviazione, deve smanacciare fuori Pianetti, e poi il rinvio di Melchiori. Non vede l'ora che finisca il Vestena, e ne ha ragione, perché il secondo tempo è stato una sorta di agonia per la squadra di Beltrame. Drommi
coperto dalle bandiere della Northside. Sbaglia, arriva Facciolo. Sì, qui ha dovuto togliere il piede, se lascia no il pallone, lo tranciava. Castellucci, Davì con il tacco, poi il destro, palla fuori. Vediamo se c'è deviazione, l'arbitro dice di no e adesso fischierà perché siamo oltre il 93esimo. Ma difficilmente Pianetti rinvia. Eccolo infatti il passaggio per Ferrari. Prova a finire con palla tra i piedi il Vestena. In avanti per Camponogara, finisce a terra. Castellucci, Olivieri, fermato, prende anche un pestone. Siamo oltre il 48esimo. Allora era da quel momento il 3 Sì. minuti di recupero, evidentemente li ha segnalati al 91esimo. Ancora Oresti ha forza e gambe per andare a fare la sponda a metà campo. Carradore trova Vitale, rinvio sporco, finisce qui. 3-0 per la Clivense sul Vestenanova, da più 5 la squadra di Allegretti si porta più 8 sui lessinesi, ma anche sulla Virtus che ha perso. Resta a meno 4 il San Pancrazio, che diventa a questo punto la rivale per la corsa al titolo. Decidono Inzerauto al 35esimo del primo tempo, lo stesso Inzerauto all'8° della ripresa e poi la firma finale di Castellucci al 20esimo del secondo tempo. Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona, a te per il commento finale. Una bella Clivense che oggi era chiamata a un esame più duro contro un avversario più ostica, ma diciamo senza ombra di dubbio che questo esame l'ha superato a pieni voti, e quindi una vittoria che vale doppio per anche come si sono messe le altre partite. Quindi in classifica legittima il proprio primato la Clivense, quindi si presenterà sabato contro l'Edera con ancora più margini rispetto alle inseguitrici. Il Vestenanova si accontenta, per così dire, di questa lunga e affascinante trasferta in terra veronese in turno infrasettimanale e serale, nonostante la distanza di 61 km per due tra andata e ritorno e appunto il turno in serale che vanno a ricambiare, feriale. Infatti, va appunto a festeggiare sotto i suoi tifosi che hanno seguito anche questa volta con fumogeni e striscioni bianco-verdi la squadra di Moreno Beltrame, una pagina che la società del presidente Ivan Cerato sicuramente ricorderà, al di là del risultato. Prima sconfitta in tutto il campionato fuori casa per il Vestenanova, ci può stare sul campo della Clivense, della capolista, che invece si porta a 14 vittorie e quindi corrobora il suo primato in classifica. Amici sportivi, da parte di Luca Corradi e Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona, un cordiale proseguimento di serata. Vi ricordiamo che siamo andati in onda grazie alla squadra Avelia del regista Andrea Colognese e degli operatori Alex Veronese e Pablo Tarocco. Un buon proseguimento di serata e di settimana. Buonanotte a tutti. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.